Buonasera, buonasera, buonasera amici di Calcio Napoli 24, ben ritrovati con Napoli Mondiale, questo format creato, realizzato per raccontarvi il mondiale che è stato dei calciatori del Napoli ma anche quello dell'Argentina e infatti questa sera andremo appunto a commentare la sfida dei quarti di finale tra Olanda e Argentina, ci sono già le formazioni ufficiali, però io prima devo passare a presentare i miei ospiti, un buonasera da Ciro Novellino, un ringraziamento ad Emanuele Bernardo e Vittorio Bernardo in cabina di regia, però questa sera ho un parterre di amici, due giornalisti, due importanti volti anche televisivi e radiofonici in parte. Allora abbiamo Massimo D'Alessandro di Radio Marte. Buonasera, ciao buonasera, ciao Ciro, un saluto a tutti gli amici amanti del calcio e tifosi del Napoli all'ascolto. E accanto a lui, lo avete già visto in Napoli Mondiale, è tornato, è venuto a raccontarne insieme a me e a Massimo D'Alessandro l'Argentina, Alberto Caccia. Ciao Alberto. Ciao Ciro, ciao Massimo, buenas noches, visto che attendiamo ormai l'Argentina, quindi grazie per l'invito. Tanti collegamenti anche questa sera, li scopriremo ovviamente nel corso di queste 2 ore e un quarto più o meno, salvo, mi diceva Massimo oggi durante il collegamento a Radio Marte, salvo tutto può complicazioni. accadere, il Brasile oggi si è complicato un po' la vita, insomma, io però vorrei dire, adesso ho scoperto che Caccia già c'è venuto, quindi già sapeva come sedersi su questo divano, è piuttosto fantoziano, possiamo dirlo, ci piace la scelta cromatica, questo rosa di fondo, però vedi lui sta più dritto, io sto tutto storto, vabbè, nel corso del programma aggiusteremo le cose. No, tornando seri, il Brasile abbiamo visto tutti quello che è successo, strafavorito contro la Croazia, è andata la partita, poi ne parleremo sicuramente, Certo, è andata per le lunghe, non escludo che questo possa accadere anche stasera per una partita tra Olanda e Argentina che alla vigilia oggettivamente è abbastanza equilibrata. Io non so le quote dei bookmakers che difficilmente sbagliano come quotano il pareggio, per cui io sono abbastanza schierato, pur non avendo diciamo, impegni di nessun genere con gli argentini, però tifo per Messi e tifo per la squadra che rappresenta una nazione che secondo me a noi è molto vicina per mille motivi. Mi sono simpatici anche comunque gli olandesi, entrando un po' più nel tecnico, non vorrei anticipare i temi della trasmissione, quindi ti ripasso la palla. Noi anche tifiamo Argentina, lo diciamo dall'inizio del mondiale, la speranza ovviamente è che si possa proseguire nella corsa dell'ultimo mondiale che Lionel Messi appunto gioca. Voglio però invitarvi ovviamente come sempre a seguirci al canale 79 del Digitale Terrestre oppure attraverso il nostro canale YouTube, vi potete iscrivere, attivate la campanellina per avere ovviamente in anteprima tutte le notizie di Calcio Napoli 24 dal nostro canale YouTube, mi piace alla diretta, i vostri messaggi come sempre li leggeremo in diretta. Ci sono le formazioni ufficiali, allora andando al touch con Emanuele Bernardo vi do quella che è la lettura delle formazioni ufficiali partendo dall'Olanda che gioca con il 3-4-1-2 con Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Jong, De Ron, Blind, Gakpo, Bergwijn e Depay. Luis Van Gaal ha scelto appunto questo 11. Per quanto riguarda l'Argentina invece Scaloni ha deciso per il 3-5-2 con Martinez, Romero, Otamendi e Martinez, Molina, Fernandez, De Paul, McAllister, Acugna, Messi e Alvarez. Ecco Alberto, ha cambiato qualcosa Scaloni, sì. Gioca con Messi e Alvarez soltanto di punta. Beh, diciamo che lo dicevamo anche prima a telecamere spente, il Lautaro degli ultimi tempi non era sicuramente l'attaccante che ci aspettavamo al Mondiale, soprattutto negli ultimi tempi anche con la maglia dell'Inter, quindi sotto questo aspetto ci sta un cambiamento del genere. L'Argentina sicuramente in questo Mondiale non ha brillato, almeno per il gioco espresso. Sotto questo aspetto molto probabilmente questo cambiamento è dato anche da un'Olanda che comunque è una squadra quadrata, una squadra sicuramente che ha mostrato il suo valore per quello che può essere rispetto alle grandi favorite di questo mondiale. 2 sono già uscite, Spagna e oggi Brasile, quindi l'Argentina è alla prova del 9 per cercare di agguantare questa semifinale. Mi trova d'accordo però la scelta degli 11. Un'Argentina, Massimo, che detta di tutti a maggior ragione dopo, o meglio della maggior parte, dopo l'eliminazione del Brasile, ormai deve passare il turno stasera per arrivare dritta dritta in finale.
diciamo che l'Argentina era la favorita prima dell'inizio del mondiale, poi l'approccio è Sconfitta con la rabbia. stato negativissimo, ma al di là di questo un'Argentina che ha faticato molto a ritrovare poi il filo del gioco, lo ha ritrovato soltanto dopo quel gol splendido di Messi contro il Messico, che ha un po' anche secondo me risolto una questione proprio psicologica di questa squadra. Però a proposito della formazione, a me devo dire questa scelta di Scaloni sorprende fino a un certo punto, cioè sostanzialmente non c'è Di Maria, Di Maria che però avendo Van Gaal da un po' optato per un gioco tra virgolette molto all'italiana, lui che era uno dei massimi interpreti invece del gioco all'olandese, quello molto offensivo, ha vinto in campo europeo internazionale e nazionale ovviamente quasi tutto con quell'impostazione, invece si è votato alla difesa a 3 che diventa praticamente a 5, seppur con degli interpreti molto offensivi, c'è Dumfries per intenderci sulla linea dei difensori e l'Olanda, però è anche vero che almeno nei ragionamenti della vigilia fatti così in reazione anche tra amici, un giocatore molto adatto per scardinare questo tipo di difese molto tecniche ma anche agguerrite, ben messe, difensori ben messi fisicamente, era uno come Di Maria con la sua serpentina eccetera, per cui la sua assenza magari con questa storia di tanti cambi che hanno a disposizione gli allenatori può essere anche una strategia, dicevo a un certo punto poi ho a disposizione un giocatore che non è più di primo pelo, oramai è 33enne, 34enne Di Maria, non è stato benissimo ultimamente fisicamente, quelli della Juventus lo sanno molto bene, allora lo utilizzo a partita in corso, vedremo se questa è stata la scelta giusta. A breve voleremo in Argentina perché abbiamo un collegamento, però resto ancora su Alberto Caccia e sull'Argentina in particolar modo perché questo McAllister che sta trovando tanto spazio, no? Sembrava uno dei tanti nella rosa e invece sta diventando un perno importante, no? Per il commissario tecnico Scaloni. Sia dal punto di vista tattico e tecnico, ma anche lo vediamo anche nel modo di porsi nei confronti dei compagni durante questa prima parte di mondiale. Sicuramente è una delle novità in qualche maniera, nonostante l'età sicuramente non più verdissima, però è un calciatore che comunque sotto questo aspetto sta mostrando il suo valore, quindi sicuramente è una delle note positive di un'Argentina che, ribadisco, sicuramente è una squadra che non ha mostrato forse pienamente il suo valore, è una squadra che va verso un fine ciclo storico dei tanti messi su tutti, al tempo stesso però per inerzia, per voglia di voler fare bene in questo mondiale, evidentemente può fare ancora qualcosa di importante. Ma sì. La migliore notizia in chiave argentina, ma poi scopriremo il tenore del recupero dal punto di vista fisico, è che il tecnico abbia recuperato De Paul, poi capiremo come sta fisicamente, già ieri si è allenato comunque con E quanto si è i arrabbiato compagni. per lo Scaloni per questa cosa. Si è arrabbiato tantissimo, ne parleremo dopo. Però a me sembra, diciamo, dal punto di vista tecnico e non solo, una differenza tra De Paul che sta bene e Paredes che soltanto in certe piazze non avevano capito che un giocatore, francamente, per carità, sicuramente di livello, però non di un livello internazionale. La partita di stasera bisogna metterci tutto quello che hanno queste due squadre. Per me, ripeto, l'Argentina, che resta comunque una delle favorite per il torneo, dipende moltissimo, forse troppo, da Messi. Se si accende lui, allora è tutta un'altra storia. Alberto, il Brasile è uscito, l'Argentina sta invece, è ancora all'interno del mondiale, prova ad arrivare fino in fondo. E secondo te noi potevamo perdere l'occasione di andare a Buenos Aires? Assolutamente no. Il cinguettio... Io sono venuto appositamente per il collegamento il con cinguettio lo senti? Sì, lo avverto. Lo avverti? Lo avverto. Lo avverti. Andiamo in Argentina, andiamo a Buenos Aires, andiamo dalla nostra amica Sabrina Uccello. Ciao Sabrina. Eccola qua, frizzata però, come diciamo, si è frizzata Sabrina, è tornata però, dobbiamo dire, nuovamente alla finestra con l'albero fuori. L'albero ventoso. L'albero ventoso, sì, ha cambiato nuovamente. Tranquillizziamo la collega Uccello, è stata sì frizzata la sua immagine, ma sta benissimo, quindi è uscita benissimo, perché poi
È giusto che... No, magari sa, uno rimane con smorfie strane, cioè Certo, invece no. certo, certo. No, infatti, no, ma è capitato purtroppo spesso, con Sabrina in collegamento dall'Argentina. Nel frattempo le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Eccola qua, Sabrina! Ehi! Oh, eccola. Buonasera! Sabrina, sei tornata all'acconciatura coreana, però. Fa troppo caldo per pensare a avere i capelli sciolti, credimi. Diciamo che rispetto all'ultimo collegamento sei ritornata anche alla finestra con l'albero ventoso. No, perché se mi siedo normalmente alla finestra vado a fuoco, quindi ho bisogno di avere una fonte d'aria. Sabrina, le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco, volevo commentare Sì. con te, noi l'abbiamo fatto già con Massimo D'Alessandro e con Alberto Caccia che ti lascio salutare, volevo commentare con te anche un po' la formazione dell'Argentina e le scelte di Scaloni. Ciao ragazzi, Ciao Sabri. buonasera, super piacere vedervi. Ma io penso che è una partita molto particolare, l'abbiamo visto anche col Brasile, quindi tutte le scelte sono fatte anche con un po', secondo me, di timore, in particolare quella che riguarda De Paul, no? Non so se ieri avete avuto modo di leggere o ascoltare Sì. le parole di Scaloni, che insomma non ha voluto parlare di Rodrigo se c'era, se non c'era, dicendo noi non giochiamo per l'Olanda, perché questo inciucio poteva in qualche modo favorire gli avversari. Questo ti fa capire anche la cifra del valore di questo giocatore, non solo in senso assoluto, ma anche perché è molto funzionale al gioco di Messi. Ma Per i visto che... confermati Julian e Enzo Sì. Fernandez, ma oramai ce l'aspettavamo. Visto che lo hai citato, si è parlato addirittura di spionaggio per quanto riguarda Sì. Rodrigo La De situazione De Paul, Paul. anche perché il campo d'allenamento dell'Olanda dista 400 passi più o meno dal campo d'allenamento dell'Argentina, quindi si è parlato addirittura di spionaggio. Si fa, no? Sono belle però queste cose, sono Sì. intriganti, secondo me hanno diciamo un taglio anche divertente a una manifestazione come il mondiale, che mai come questa volta si gioca in un fazzoletto leggevo anche delle preoccupazioni di Infantino che invece di preoccuparsi di altro si era preoccupato anche della questione delle tifoserie. Oggettivamente io non ci avevo pensato, perché poi far È vero. confluire in un'area così ristretta le tante tifoserie finora non sono capitati, tranne mi sembra all'inizio è successo qualcosa proprio con i tifosi olandesi, Sì, forse, ovviamente. Sì, però nulla niente di di... gravissimo. Però sì, posso chiedere a Sabrina, Sabrina, ma l'esclusione almeno dall'11 iniziale di Di Maria, i media argentini lì in Argentina come lo commentano? No, era attesa questione perché questo calciatore è arrivato non essendo al massimo della forma. In qualche modo è stato spinto ad essere lì nel primo momento per avere in qualche modo un approccio che fosse diciamo più fiducioso, no? Giocatori già navigati, già abituati a queste grandi pressioni, ma poi mano a mano ci si è resi conto che per ottenere il risultato finale c'è bisogno di chi è in forma e lui in questo momento non lo è. Io non escludo che entri durante la seconda frazione di gioco, però chiaramente ha anche capito poi il risultato quale sarà e Certo. quindi le necessità del CT. Sabrina, abbiamo visto gli inni nazionali e abbiamo letto sul volto di Lionel Messi davvero tanta tensione. Sì, sono d'accordo, penso che anzi stiano forse, questo è un aspetto che mi preoccupa molto. Pensavo che la vivessero più serenamente, o meglio che la gestissero più serenamente, invece mi pare proprio di no. L'ansia è tanta, il nervosismo è alle stelle, che secondo me è accaduto anche al Brasile, perché sono già diciamo popoli e culture molto passionali, molto così tese emotivamente. Quindi questo, insomma, a certi livelli poi c'è un brutto scherzo. L'Argentina non è tranquilla questa sera. Sabrina, hai toccato il tasto Brasile. Io, credimi, avevo voglia di richiamare il nostro Pasquale Cacciola, però non ce l'ho fatta perché ho evitato perché secondo me in questo momento è un pochino, diciamo,
deluso e affranto. Ma non ti probabilmente. Non avrebbe risposto, esatto, sì, sicuramente. Però effettivamente mi viene da chiederti come hanno preso gli argentini l'eliminazione del Brasile. Cioè, hai sentito festeggiamenti magari lì a Buenos Aires? Beh, indubbiamente una dei loro dogmi è che l'importante è che il Brasile comunque perda. Quindi, come devo dire, questo potrebbe attutire il male in caso di un risultato negativo stasera. Quindi per farti capire il fair play a che livello. Però c'è da dire che c'è anche una parte invece di brasiliani che non ha un odio così veemente nei riguardi dell'Argentina grazie a Leo Messi. Io già pregustavo la semifinale, magari Argentina contro Brasile, Massimo Infatti. Alberto mi è andata male. Sarebbe stato sicuramente uno spettacolo nello spettacolo, una classica mondiale, sarebbe stata sicuramente Vero. una partita bellissima da vedere, però al tempo stesso è sicuramente andare avanti e trovare una Croazia e non un Brasile sicuramente può dare quel quid in più a questa squadra. E volevo chiedere a Sabrina, secondo te l'eliminazione del Brasile ha in qualche modo caricato ulteriormente questa squadra? Oppure paradossalmente le ha messa ancora più ansia nella serie? È uscito il Brasile, attenzione, possiamo uscire pure noi. No, per me ha messo più ansia, anche perché è l'ultima sudamericana che resta in corsa per il titolo, tra le altre cose, ma anche perché rendersi conto di una realtà, cioè che anche se parti, non so se è favorito perché la Croazia è una signora squadra, però Certo. come il Brasile era una delle candidate al titolo, è chiaro che poi può essere colto in fallo e finire alla lotteria dei rigori, che forse è la cosa peggiore in assoluto. Quindi io credo Intanto è che dopo la cominciato il caduta match. soprattutto della Spagna, sì, della Spagna e poi insomma del Brasile oggi, io credo che questo non abbia dato serenità all'Argentina, però d'altra parte può esserci anche uno scatto d'orgoglio nel voler essere poi quella che nella regione latinoamericana conquista insomma, le semifinali. Certo. Io dico che oggi pomeriggio è passata la squadra che più ha meritato. Sì. Il Brasile è arrivato a questa sfida con i favori del pronostico, però dopo aver vinto, secondo me, il girone più facile dell'otto, dopo aver maramaldeggiato contro la squadra, francamente, dispiace per Kim, ma più modesta dell'otto di quelle arrivate fino agli ottavi di finale. Di contro, secondo me è arrivata anche un pochino così, sottovalutando una Croazia che, nonostante fosse vice campione del mondo in carica, era considerata forse un po' a fine ciclo, e invece il Brasile l'ha fatto la Croazia, non a caso la Croazia dal punto di vista calcistico è sempre stata ritenuta, no, un po' il Brasile d'Europa, e oggi lo ha dimostrato, cioè nel primo tempo occasioni per carità le hanno avute tutte e due, ci mancherebbe altro, col potenziale offensivo che ha il Brasile a disposizione, le occasioni le hanno avute sia Croazia che Brasile, però la sicurezza con la quale la Croazia, la squadra europea, per lunghi tratti del match ha comandato il gioco, a me francamente mi ha impressionato e sono poco sorpreso, ecco, che alla fine il risultato abbia premiato la Croazia e non il Brasile, che per carità prendendo i giocatori singolarmente, ma che gli vuoi dire, sono tutti quanti, non dico dei fenomeni, perché insomma su Neymar ne potremmo parlare, diciamo nella lista dei giocatori lievemente sopravvalutati, secondo me c'è anche lui, però questo è un mio personale pensiero. Vuoi andare a Capisco che leggere? non è di tutti, cioè nel senso che molti pensano invece che Neymar sia uno dei più forti giocatori al mondo, io non sono tra questi. Sono del tuo stesso parere. Voglio andare a leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che ci stanno scrivendo sul nostro canale YouTube. Allora, vediamo. Allora, c'è per esempio Hernan che scrive Vamos Olanda, questo amico messicano che invece oggi diventa così come per magia Alberto tifoso dell'Olanda. Romina Miranda che ci saluta, dice che fa molto caldo qui, mentre Sabrina devi sapere che Lina Vernaccia dice vedere Sabrina in canotta mi viene un brivido. Sabrina, io oggi ho sciato, tu invece sarai andata al mare. Mamma mia. Sei andata al mare. Non c'è il mare a Buenos Aires.
Giustamente, però sei andato in piscina magari, o ce l'hai giù Magari. o ce l'hai giù nel parco, la piscina. No, magari sarebbe meraviglioso. In realtà è arrivato quel momento dell'anno in cui puoi uscire da casa fino alle 11 e poi dopo le 6:30. Sabri di aggiorno, qui fa freddo e La giornate neve fa piovose qua. quella di oggi. Lo so, Allora, lo so. tornando alla partita, che è molto bloccata, Sì, anche perché l'Olanda è iniziata aggressiva però. per chi se la fosse persa in questo insomma, in questo campionato del mondo in Qatar, non è l'Olanda, come dire, col gioco cosiddetto calcio totale, gioco champagne offensivo e quant'altro. No, è una Olanda che gioca con 5 difensori, punta molto sulle ripartenze, gioca come l'Italia ha vinto e tanto in giro per il mondo, diciamo, ma l'Italia è un tempo che l'Italia adesso e anche le squadre italiane giocano in maniera assolutissimamente diversa. Insomma, io non vorrei che alla fine venga a scaloni qualche dubbio sulla scelta di Maria, perché, ripeto, quella sua abilità nel dribbling potrebbe mancare all'Inghilterra con una difesa così, all'Argentina con una difesa così bloccata. Cara collega Uccello, io so che tu sei in anticipo, o meglio, siamo noi in ritardo nella visione. Non esultare. Quindi io ti pregherei, come stai facendo, diciamo, in maniera ineccepibile, rimanere impassibile, ma nel bene, no, perché ci teniamo. A proposito dei napoletani che tifano per l'Olanda, ma lo vogliamo aprire questo tema? Perché almeno io in radio sto riscontrando un numero crescente. Perché ti fanno per l'Olanda? Di anti-argentini. Di una anti-argentinità più o meno strisciante, bene. abbastanza dichiarata, che è cresciuta nelle ultime settimane. Perché? Per la questione Causa Messi, Messi, no? il quale, Chiaro. io lo dico per la centesima volta, smentitemi, vi prego se lo ritenete opportuno, non ha mai detto, non gli ho mai sentito dire che lui ritiene di essere migliore di Maradona, come Maradona, all'altezza di Maradona. Sono sempre ragionamenti che hanno fatto terze persone, osservatori, allenatori, gente comune, tifosi, eccetera, ma mai Messi, che è un giocatore straordinario, per me il più forte che negli ultimi 15 anni abbia calcato i calci di tutto il mondo, il più forte per me ancora in attività, resto ottimista anche per questo mondiale, per cui io faccio conseguentemente il tifo per lui e dunque anche per l'Argentina, e poi ci sono delle affinità tra il pubblico, tra gli argentini e gli italiani, in particolare i napoletani, che sono innegabili, per cui proprio devo fare il tifo tra l'Olanda e l'Argentina, ma non ci penso un nanosecondo, e anche stasera io tiferò per l'Argentina. Però voi anche sostanzialmente cosa ci lega all'Olanda? No, nulla. Niente. Rudy Kroll. Esatto. Viene in mente. Al massimo, ma proprio No, perché vogliamo culturalmente. trovare qualcosa. Tanto Alberto Caccia vari weekend, diciamo, ad Amsterdam, però diciamo, questo è un altro discorso su cui no, scherzo. Alberto, qualcuno ci chiedeva infatti sul nostro canale YouTube cosa ci sei andato a fare ad Amsterdam, giusto Per conoscenza culturale, perché ecco, Amsterdam così si dice Quando adesso. è sei sicuramente andato ad una bella Amsterdam? città. Cosa? Quando sei andato? Quando Sabrina, ci sei ma andato? non si può dire, Sabrina, non lo possiamo Allora, dire. scusate, l'Ajax perché era il nostro io girone non di sapevo Champions. niente, era una battuta semplice, non sapevo niente di tutto questo retroscena, per cui chiedo scusa all'amico Caccia. No, scherzo. Ho osservato l'Ajax perché era nel nostro girone di Champions. Quindi... Ecco, hai osservato Sì, l'Ajax, vabbè. su questo diciamo io mi fermerei, altrimenti non entriamo- diventa duro da gestire, poi Esatto, diventa complicato da gestire. Allora, vediamo, Forza Argentina, Diego è con voi, dice Lina Vernaccia. Ecco, molti invece, Massimo, si legano proprio a questo aspetto, no? Perché dicono, Messi non è Maradona, però Maradona rappresenta l'Argentina è legata a Napoli, Ma per carità. ecco perché ci si lega all'Argentina, no? Sostanzialmente. Noi stessi Guarda. scegliamo di commentare l'Argentina proprio per il legame che c'è con Diego Armando Maradona. Ma certamente, per cui, No, ripeto, ma io non capisco questo crescente sentimento come dire, contro Messi, contro l'Argentina, che
in taluni tifosi, gente che segue il calcio in città è scattato, ma in Argentina, e Sabrina ce lo può testimoniare, ci sono tantissimi tifosi, anche giovanissimi, che ancora seguono con particolare simpatia tra le squadre italiane e il Napoli proprio per Maradona, per cui questo legame, ma perché... Allora, il concetto qual è? Che il tifoso napoletano medio, insomma alcuni, dicono, il ragionamento è: se Messi quest'anno al mondiale fa bene e vince anche il mondiale, allora effettivamente si può fare il paragone con Maradona. Ma il paragone, esatto, ma il paragone con Maradona non si può fare, né lo ha mai fatto Lionel Messi, sono due epoche diverse. Maradona, io non ricordo il team, io penso di averlo sempre solo letto Messi, anche perché non conosco bene il castigliano, ma non ricordo il timbro della sua voce. Maradona era un condottiere, era tutta un'altra cosa. Vedo che la collega Uccello si muove ogni tanto, però si muove perché no, è in anticipo, chiariamo. Devi sapere, Massimo, tu devi sapere che non solo la vediamo lì che si muove, ma io in cuffia sento anche la telecronaca argentina. Quindi, totalmente insopportabile. Sono proprio, ogni tanto i brividi, noi qui siamo specializzati sui brividi proprio perché sento le telecronache degli altri, soprattutto quelle di Sabrina Uccello. Allora, Sabrina, noi ovviamente tra qualche minuto andremo anche in collegamento in Turchia, perché non ci facciamo mancare niente, quindi Italia, poi voliamo in Turchia, siamo in collegamento con Sabrina Uccello, oggi tante sorprese, tanti collegamenti come ci piace. Sabrina, ovviamente alle 9 arrivano le pizze, No, infatti questo volevo chiederti, arriveranno oggi o non Certo che arriveranno, ma pure a Buenos Aires. Arrivano anche a Buenos Aires, C'è i potenti mezzi Calcio Napoli 24, anche la pizza in contemporanea a Buenos Aires. Massimo, ma tu devi sapere che Sabrina ha pronto già il pacco con la busta, il sacco con il mate. L'altra volta lei beveva il caffè, che non so cos'era quella roba che bevevi, che aveva solo il colore del caffè. Era una specie di caffè. Una specie, ecco, detto bene, una specie di caffè. A cui risponderanno stasera Russo e Guardasole col caffè turco, è ovvio. Intanto, torniamo un attimo seri, intanto 0 ti importa al 10° minuto, almeno qui in Italia è il 10° minuto. La versione 11° minuto. 11° e 15. 11° e 15. Mi sono distratto. Abbiamo 35 secondi. Però l'Argentina sta salendo leggermente di giri, almeno sta tentando in qualche maniera. Almeno ci prova. Tra l'altro volevo dire, riprendendo il discorso di Alessandro, che poi sostanzialmente Diego vorrebbe che vincesse questa Argentina e che Messi alzasse eventualmente la Coppa del Mondo. L'ha detto tantissime volte, non è che sperava di no per non essere superato e cose varie. Quindi se questo legame con Diego è puro, non è egoistico, nel senso di dire no, dobbiamo poter continuare a dire che noi abbiamo avuto il migliore di sempre, allora non può che far piacere che la squadra che lui dovunque sia sta guardando vinca o comunque vada più lontano possibile. Ma per carità, siamo totalmente in linea. Sì, ma so anche che le cose che noi stiamo dicendo una parte dei nostri telespettatori non tanto... non ci sentono. Sì, no. Vabbè, pazienza, insomma. Che puoi fare? Sabrina, ma noi siamo curiosi di sapere dopo cosa devi fare, perché vogliamo seguirti ovviamente anche... no, perché tu ci hai detto che, mi hai detto che nel secondo tempo purtroppo non sarai dei nostri perché hai un impegno, e noi vogliamo seguirti ovviamente su Calcio Napoli 24, ma anche altrove, che lì non sei... No, vediamo come finisce, perché se finisce in un determinato modo... Sì. Poi mi tocca insomma andare a riprendere un po' le reazioni delle persone. Sabrina, delle persone. Sabrina, dobbiamo fare il saluto a mamma e papà che ci stanno guardando da casa, ovviamente. Certo! Salutiamo mamma. Sì, assolutamente sì. Salutiamo mamma e papà che ci stanno guardando. Massimo, noi siamo una TV che aiuta anche Sabrina nel collegamento con i genitori, perché non riesce giustamente non vede i genitori da tanto tempo, e quindi questo è un modo per facciamo mi sembra giusto. L'altra volta mi sono messo anche la parrucca, sembravo Raffaella Carrà, perché abbiamo fatto incontrare Sabrina anche con il nostro Pasquale Cacciola.
Ah, la carrambata. Sì, avevo fatto la carrambata la scorsa. Argentina-brasiliana. Sì, sì. Stasera, oramai lui è il mio filo conduttore con l'Italia. stasera non è possibile perché Pasquale, secondo me, in questo momento non ha il giusto No, umore. io ho mandato un messaggio, ma non prevedo una risposta prima di domani. Ecco, ma cosa gli hai scritto? No, in realtà io ho inoltrato un audio di mia mamma che era dispiaciuta per il Brasile. Ah, ecco, solo per questo, solo questo hai scritto. Sì, no, non mi permetto perché lo conosco, ne abbiamo affrontati dei mondiali insieme. Intanto Olanda in possesso del pallone, prova a costruire dalle retrovie, la difesa olandese con Timber, poi c'è Van Dijk in possesso del pallone. Ecco, nei singoli anche l'Olanda è una squadra molto forte, no? Ha tanti calciatori di livello. Van Dijk, per esempio, è uno di quelli che fa paura, no? Un calciatore pazzesco, ecco, come diceva Massimo. È un'Olanda sicuramente che ha singolarmente giocatori di qualità e di sostanza, come storicamente ovviamente la nazionale olandese presenta. Ricordiamo che poi quest'anno al Mondiale si presenta senza Wijnaldum, che comunque Sì, poteva essere un altro calciatore sicuramente, certo. una colonna portante di questa nazionale, però come diceva prima anche Massimo, Van Gaal ha costruito una nazionale diversa rispetto a quello che è l'Olanda storicamente, e anche proprio il credo di Van Gaal, che ricordiamo anch'esso mister da calcio totale in qualche maniera, ricordiamo il suo Barcellona, lo stesso Ajax. Quindi sotto questo aspetto resta una signora squadra, è una squadra un po' all'italiana che però, come possiamo vedere almeno in questo primo quarto d'ora, è concreta e tosta. Speriamo prima o poi però questo muro arancione possa crollare. Nella rosa dell'Argentina ci sono tanti campioni, uno di questi l'abbiamo citato prima, sia con Alberto Caccia che con Massimo D'Alessandro e con Sabrina Occello in collegamento dall'Argentina, è ovviamente Di Maria. Intanto Olanda in area dell'Albi Celeste, però l'azione sfuma. Dicevo, uno dei nomi è appunto Di Maria, ce ne sono altri due, io me ne gioco uno, il primo, e dico Lautaro Martinez. Ecco, Massimo D'Alessandro fa un sospiro perché solo il nome... Allora, per trattarlo bene, devo dire che l'attaccante dell'Inter non è in forma, ma non è in forma già dall'inizio della stagione, ha dimostrato di non esserlo anche nelle poche uscite concessegli nel mondiale, però ci può stare, prima o poi il mestiere dell'attaccante, del centravanti è strano, no? Finché poi non fai gol, non ritrovi la fiducia in te stesso, eccetera, vivi sempre delle giornate complicate. Però, se permettete, volevo fare una domanda a Sabrina. A proposito di Molina, perché l'Argentina sta giocando con Molina altissimo, praticamente molto spesso spinto fin sulla linea addirittura degli attaccanti. Ti aspettavi così? Mi È senti? una novità per questa partita qui? No, non me l'aspettavo, anche perché in qualche modo equivale a scoprirsi un pochino, no? E questo mi fa pensare che ovviamente la partita ti obbliga a giocarti il tutto e per tutto, ma anche che nelle ultime due gare, soprattutto contro la Polonia, hanno sofferto tanto questa chiusura di spazi, questi giocatori arretrati, evidentemente consapevoli che anche l'Olanda a livello difensivo presta molta attenzione. Evidentemente vuole essere una strategia per coglierli di sorpresa, posso immaginare. Beh, anche una scelta però abbastanza difensiva, proprio per non mettere Di Maria dal primo minuto, però probabilmente come immagino che Scaloni l'abbia pensata un po' come la immaginavamo noi, cioè ci sia una strategia e magari a partita in corso, anche se l'Olanda adesso sta almeno qui in Italia, Sabrina, l'Olanda sta prendendo un po' terreno, no? Sì. Io ritorno, insisto su Lautaro Martinez perché Alberto, Lautaro ha cominciato anche questo mondiale con la maglia da titolare, però in pratica è scomparso, così come giustamente faceva notare Massimo, è scomparso anche nell'Inter. È un calciatore che sicuramente in quest'annata non sta facendo bene, lo possiamo dire. Magari dal punto di vista fisico ha avuto qualche problema, però forse mi sembra anche una condizione mentale per questo ragazzo, che le qualità ce le ha, forse lo abbiamo un po' sopravvalutato rispetto
a quello che, quello che è il suo potenziale, ma sicuramente resta sicuramente un signore attaccante. Quindi di certo quando ti divori un gol magari clamoroso come quello, se non erro col Messico, sicuramente Sabrina mi può aiutare in questo, quel gol proprio sul finale, un contropiede Sì. quando era entrato e si divorò un gol particolare, se non segni un gol del genere sicuramente dal punto di vista mentale inizi a essere bloccato, a star bloccato, quindi vedremo. Di certo è un calciatore che non mi aspettavo così in questa competizione, questo sì. Nel frattempo torno un po' anche al nostro canale YouTube, alla nostra chat, perché ci sono tanti messaggi e allora Lina Vernaccia vi invita ovviamente a mettere like alla nostra diretta. Un saluto, l'abbiamo già salutato anche prima, Romina Miranda che parla del mate, ovviamente Romina d'Argentina, le piace ovviamente il mate. Alessio Ricciardi saluta tutti, Romina ancora continua, Diego è con noi, un saluto ovviamente ad Alessio Ricciardi, Romina Miranda, Lina Vernaccia e Tina che appunto ci stanno guardando da casa. Hernan invece è pronto a festeggiare perché Hernan, Sabrina ti ricordi, no? Hernan, il tifoso messicano che adesso è diventato tifoso dell'Olanda. Sì, no, ma lo ricordavo fin quando era messicano. Adesso è diventato tifoso dell'Olanda. L'unica perché... scusante che gli do è che l'Olanda è una delle nazioni europee con il maggior numero di messicani. Forse ecco. questa è l'unica scusante che gli do. Secondo te è questo il motivo? Non perché da messicano vuole l'Argentina fuori? Non lo so. Non lo sai. Ovviamente noi a breve... Intanto diciamo Sì. una cosa, Ciro. Sì. 20° minuto di gioco. Neanche un tiro in porta. 0 tiri in porta, ma 0 occasioni pericolose create da Messi, che ogni volta che riceve palla si trova Van Dijk di fronte, si trova De Ron alle spalle. Beh, se avesse Di Maria in campo... Ecco. Se avesse Di Maria in campo... gli aprirebbe qualche autostrada. Ecco, la chiave di lettura è arrivata subito, Massimo. Beh, è sempre accaduto così. Beh, ma la pensiamo tutti quanti alla stessa maniera su Di Maria e sull'opportunità. Ma tranne Scaloni, allora... Ma non è che ha qualche problema fisico? Ma la ragione l'ha detto Sabrina all'inizio, l'ha ipotizzato Sabrina all'inizio. Beh, ragazzi, poi non è più ragazzino, per cui ci sta anche. Voglio dire, quindi... giocatori avanti con l'età che stanno sorprendendo, e oggi ne abbiamo visto uno che di cognome fa Modric, ce ne sono, però è chiaro, che rigore che ha calciato, no? Giocatore incredibile. Io non so quanto abbia corso, non ho visto i dati, ma impressionanti. Gli ho visto fare dei recuperi in difesa a Modric nel secondo tempo supplementare, che è una cosa... un pallone straordinario che poi ha fatto partire l'azione del gol. Anche Modric è un calciatore di quelli over 35 che però sono ancora protagonisti, quindi tanto di cappello al di là di tutto. Incredibile, un giocatore incredibile. Noi stiamo per metterci in contatto con la Turchia e proprio per questo cominciamo a parlare un pochettino, no? Anche un po' di un altro azzurro, oltre che dell'albiceleste argentina. Attenzione però, Messi prova, eccolo lì, Messi si è liberato, è andato al tiro, palla ci ha ascoltato, però alta, sì. Però ha visto passare un uccellino e l'ha battuto, perché la palla è terminata un pochino alta. Sabrina però è stata brava, non ha fatto trasparire un'emozione minima. Ha ascoltato zero, ecco, brava. Dicevo, Napoli che ha giocato la prima gara amichevole 2 giorni fa contro l'Antalyaspor, ha vinto per 3-2. Ecco, Alberto, Massimo, Sabrina, è stata comunque una gara importante, si è ripreso nuovamente a fare sul serio, no? Non soltanto ad allenarsi, ma anche a giocare una gara, seppur amichevole, contro un avversario che in Turchia non sta facendo tanto bene, ma che comunque si è dimostrata essere una squadra comunque abbastanza buona. È finita 3-2 la gara. Che gara avete visto? Che impressione vi ha fatto questo Napoli che all'inizio per me
è tornato ad essere il Napoli di sempre, no? Poi nel corso dei minuti... Il filo conduttore è il gioco. Sotto questo punto di vista il Napoli ha ripreso da dove aveva terminato, quindi sotto questo punto di vista i meccanismi mi sembra che siano quelli del Napoli pre-pausa del Mondiale. Poi certo c'è qualche giocatore che un risultato ancora un po' in retrato, diciamo, di preparazione fisica, di condizione fisica, ma questo era naturale, così come era abbastanza ipotizzabile che giocatori con una fisicità diversa, vedi Raspadori, ancorché utilizzato in un ruolo, e magari ne possiamo parlare, in cui finora almeno al Napoli non l'avevamo mai visto, subito hanno risposto presente, segnando anche due gol, tutti e due molto belli. Solo buone notizie, ma voglio dire, è stata secondo me una idea positiva da parte del club, rispondere presente a questo invito ad andare ad Antalya, ottima questa amichevole in uno stadio, in un contesto, anche se il terreno di gioco era così francamente, però bene tutto. Poi voglio dire, vincerla anche una partita del genere ti aiuta anche a stare sereno, no? Sì, certo. Approcciare i giorni prossimi, quelli che porteranno poi il Napoli a giocare la seconda amichevole contro il Crystal Palace in maniera più serena, ma credo che proprio l'argomento morale sia l'ultimo dei pensieri di Spalletti, col Napoli primo in classifica, certo. qualificato anche in Champions League, e in quella maniera lì, voglio dire, forse il problema è quello inverso, quello di tenere, no, tutti quanti con i piedi per terra in vista della ripresa del campionato. E allora, visto che stiamo parlando del Napoli in Turchia, voliamo in Turchia, andiamo dal nostro Claudio Russo. Ciao Claudio! Ciao Ciro, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao Claudio. La situazione non è la migliore, però fa un po' Perché? più caldo Cosa che succede, Napoli, Claudio? Claudio, non farci preoccupare, che sta succedendo? No, semplicemente, chiaramente quando scende la sera Fa le freddo. luci si affievoliscono, fa un po' più freddo, però Sì. dai, stamattina eravamo quasi a maniche corte, quindi quando abbiamo potuto intravedere qualcosina del Napoli e di tutte le altre squadre che sono arrivate qui a Belek, chiaramente la situazione era molto più come dire, calda. Vabbè Claudio, però dico io, un po' di umidità ve la volete prendere anche voi, ma pensavate Cioè, tu qua e fa la Manuel neve. di essere andati alle Maldive a fare adesso questa corrispondenza? Scherzo naturalmente, e poi noto con simpatia che tu, per controbilanciare l'aucello che è collegato all'Argentina, ti sei presentato con una giubba dell'Olanda, diciamo, e questa anche mi sembra Noi abbiamo corretto. Sabrina dall'Argentina, Claudio dalla Turchia col giubbino dell'Olanda. Dietro di te c'è qualcuno con la maglia numero 10, intanto, ho visto. Ma guarda, non ti so dire, ci sono un po' di avventori qui a Belek, perché ricordiamo, insomma, Belek a 25 km da Antalya. Oggi, curiosità, Ciro, è arrivata la Salernitana, che è a 3 km dal resort del Napoli, è arrivata la Sampdoria, arriverà anche la Lazio dopo il Napoli. E ti posso dare due notizie: domani i nostri lettori su Calcio Napoli 24 potranno vedere l'allenamento del Napoli, circa 10-15 minuti di immagini in vista dell'amichevole contro il Crystal Palace di dopodomani, ore 16 in Italia, 18 in Turchia. Poi alle ore 14 in Turchia, 12 italiane a mezzogiorno, conferenza stampa di Luciano Spalletti di chiusura di ritiro, perché in questo momento il programma prevede la conferenza domani, ma non dopo la partita, perché il Napoli dovrebbe partire già dopo l'amichevole contro il Crystal Palace, al netto di condizioni atmosferiche non come dire, molto piacevoli previste per la giornata di domenica sera. Quindi domani appuntamento ovviamente su Calcio Napoli 24 per le immagini della seduta di allenamento, alle ore 12, come diceva Claudio Russo, per la conferenza stampa di chiusura anomala, no Claudio, di questo ritiro, visto che in pratica è una conferenza a 2 giorni dalla fine del ritiro stesso. Però Claudio, ti chiedo un po' quello che è il racconto della giornata di oggi. Noi ovviamente su Calcio Napoli 24 abbiamo avuto da te e da Manuel Guardasole tutti i dettagli, però ti chiedo di fare un po' un riassunto della doppia seduta di allenamento di oggi del Napoli.
Invece possiamo cominciare dal fatto che stamattina la squadra si è allenata in palestra, non è scesa sul campo numero 1 del Regnum Career Resort, se non per i portieri che hanno fatto un lavoro specifico con il preparatore a loro dedicato. Per quanto riguarda il pomeriggio, la squadra è scesa in campo, non hanno fatto Lobotka e Demme che hanno svolto un lavoro aerobico, Sirigu un lavoro personalizzato, Rachmani lavoro personalizzato, è tornato in gruppo Juan Jesus. Buona notizia per il match contro il Crystal Palace, quello contro il Villarreal e i prossimi. E per quanto riguarda anche le immagini che il Napoli ha voluto pubblicare sui propri social, in occasione della partitella a campo ridotto è stata riprovata nella stessa formazione la coppia Raspadori e Victor Osimhen, quindi potrebbe essere magari un piccolo indizio in vista delle scelte di Spalletti, in vista del Crystal Palace, la possibilità di provare di nuovo il 3-4-2-1 con diversi uomini a propria disposizione. Sarà interessante capire domani in conferenza stampa se magari Mario Rui in questa disposizione possa fare il braccetto di sinistra della difesa 3 oppure Politano possa fare l'esterno a destra dei 4 di centrocampo, avendo lui grande capacità di corsa, avendola dimostrata in questi mesi. Insomma, ci sono tanti temi, ovviamente senza dimenticare Salvatore Sirigu e le sue condizioni, sì. Diego Demme del mercato. Oggi il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha incontrato il Napoli per un pranzo conviviale al Regnum Career Resort e quindi insomma tanti temi da approfondire domani, ricordiamo ore 12 su Calcio Napoli 24. Claudio, prima di lasciarti una domanda da parte dei nostri ospiti, te ne faccio un'altra io e ti chiedo, ma quindi, allora, visto che l'abbiamo questo nuovo modulo visto anche in amichevole con l'Antalyaspor, ma non è che effettivamente Luciano Spalletti ci sta pensando a passare qualche volta magari ad una difesa a 3? Guarda Ciro, gliel'ho chiesto Manuel in conferenza stampa, è chiaro che è un'alternativa, è una possibilità di poter variare a piacimento a seconda dell'avversario, a seconda dei momenti della partita, grazie alle caratteristiche dei calciatori azzurri. È chiaro, non si deroga dal 4-3 iniziale, però nella partita contro l'Antalyaspor noi abbiamo potuto vedere Giacomo Raspadori agire da mezzala, ancora sì, prima di un 4-2-3-1, abbiamo visto il 3-4-2-1, sarebbe interessante capire anche la posizione di Lorenzo in questo 3-4-2-1, se il braccetto di destra o esterno. Abbiamo visto un Ndombele più avanzato con Raspadori alle spalle di Giovanni Simeone. Ci sono tante ipotesi tattiche da poter studiare. Luciano Spalletti, quando lo ha fatto sul campo, si è fatto sentire anche a gran voce dagli azzurri. È chiaro che in vista del ritorno in campionato contro l'Inter servirà la massima disponibilità tattica da parte di tutti i calciatori, perché serve l'aiuto di tutti. Se il Napoli vuole rimanere primo in classifica deve farlo sfruttando tutte le armi a propria disposizione, e la duttilità tattica da questo punto di vista è un'arma molto molto importante. Massimo. Allora, innanzitutto lasciami fare i complimenti sia a Claudio che a Manuel, stanno facendo un lavoro dal primo giorno in Turchia eccezionale, quindi i complimenti da collega prima ancora che da amico. Dopodiché, argomento difesa a 3, francamente io ci credo, ma come alternativa è giusto che in una fase del genere l'allenatore del Napoli, per provare cose nuove, punti anche a questa impostazione difensiva. Detto che il metodo più utilizzato da tutti a livello europeo, ma direi anche mondiale, guardando alle squadre anche che sono adesso in Qatar, è il 4-3-3, dunque difesa con la linea 4, ma avere un'opzione secondo me fa sempre comodo. Il Napoli ha, oltre che un allenatore bravissimo e bravo soprattutto a insegnare, a farsi capire sui giocatori, hanno a disposizione dei ragazzi giovani, umili, capaci, e secondo me, magari non dall'inizio, però in alcune fasi di gara è bene che imparino anche a schierarsi in maniera diversa. Sul discorso di Raspadori poi magari non so se ne vuoi parlare subito. Sì, vai, io secondo me difficilmente vedremo un Napoli con così tanti giocatori offensivi tutti quanti insieme. Capiterà molto
molto di rado, però oggettivamente per tipologia proprio di calciatore Raspadori si presta, e anche come mezzala, seppure in un test amichevole contro l'Antalyaspor ha dimostrato di saperci fare. Questo non significa che però Spalletti sia così ben predisposto rispetto a una scelta del genere in un match magari delicato in campionato o in Champions League, è tutta un'altra cosa. Intanto c'è stato un tiro di No, Paolo. intanto sempre 0-0, partiamo da questo. Scaloni, Sabrina 0-0. è lì ferma. Sì, Sabrina è impassibile, non Bravissima. ci fa capire nulla. Alberto Caccia per Claudio Russo, poi ovviamente andiamo anche in Argentina. Ciao Claudio, ti volevo chiedere, visto che prima hai parlato di De Santis che è arrivato in Turchia ovviamente con la Salernitana, c'è stato questo pranzo conviviale col Napoli, la tua sensazione è che possa esserci stato un discorso anche di mercato, e ovviamente mi sovviene sicuramente Mazzocchi parlando di calciatori della Salernitana? Ma anche Demme però, Che ovviamente. Ma guarda Alberto, io penso che il discorso Mazzocchi, visto il suo infortunio, non so quanto possa essere reale, anche perché è una questione di liste. Il Napoli dovrebbe liberare una casella, il vice di Lorenzo è Zanoli, ma Zanoli è cresciuto nel vivaio del Napoli, e il Napoli in questo momento ha le caselle occupate, tutte le 17 caselle over nella lista dei 25 in Serie A, quindi è abbastanza difficile. Per quanto riguarda invece Demme, e ridò allo Claudio, giro, io ti interrompo perché c'è l'Argentina in attacco. Attenzione all'azione dell'Albi Celeste con Messi, il pallone filtrante, Argentina in vantaggio. Ha segnato Alvarez, se non vado errato, no, Molina, 1-0 per l'Argentina. Ce lo siamo chiamato Molina, inserimenti di Molina. Sabrina che ride. C'è Sabrina che se la ride, Claudio. Lo vedi, ci ha avuto ragione Scaloni. Abbiamo parlato per mezz'ora di trasmissione di Maria. Ha segnato Molina, che avevamo notato esatto, in una posizione molto avanzata rispetto al solito. Ecco. Claudio, finisci pure. Comunque ragione. Usa ragione lui. Vai Claudio, finisci premesso pure. che premesso che qui in Turchia poi di febbre da mondiale non se ne avverte tantissima, e non si avverte nemmeno la febbre della tensione nei confronti delle tantissime squadre che abbiamo incontrato anche noi qui in questi 10 giorni ad Antalya. Siamo a oltre 10 pullman diversi di squadre turche e non turche incontrati qui a Belek. Però per chiudere il discorso su Demme, il Napoli dovrebbe pensare poi a un eventuale sostituto. Tecnicamente, numericamente il Napoli il sostituto ce l'ha, e potrebbe essere Gianluca Gaetano se Tanguy Ndombele dovesse essere tenuto in grado di poter giocare da vice di Lobotka, quindi al centro della mediana a 3. Però poi dovrebbero andarsi a concatenare tante cifre, la volontà dei singoli calciatori. Demme sì, chiaramente vorrebbe giocare di più, lo ha fatto sapere anche tramite il suo agente, però mi rifaccio a una frase di Spalletti nei giorni scorsi alla stampa turca. Lui dice: nessuno di quelli che ha la casa a Napoli vuole andarsene. E allora magari di questo gruppo di giocatori che non vuole andare via da Napoli, e magari domani in possibilità di chiederlo proprio a Spalletti, fa parte anche Diego Demme, e allora capiremo anche la posizione del mister, una posizione ufficiale nei confronti di quella che è una voce che ormai gira da diversi giorni e settimane. Ma la sottolineiamo in positivo questa storia del gruppo di giocatori, come diceva giustamente Russo, che non vuole andare via da Napoli. Cioè, qua nel giro di poco tempo siamo passati dai giocatori quelli forti, ve lo ricordate, che non volevano venire a Napoli, a quelli che non vogliono andare via. E tra l'altro Demme, che secondo me è un ottimo giocatore, non un buon giocatore, è un ottimo calciatore, ha un nome particolare. Insomma, si chiama Diego, e qua corsi e ricorsi storici e tutto poi gira intorno all'Argentina e al più grande calciatore di tutti i tempi della storia del calcio, e lui lo sa perfettamente, lo sanno gli altri. Questa stagione qui può essere incorniciata ed essere ricordata per sempre, lo dico.
per un bel po' almeno, per cui ci tengono tutti quanti a dare un contributo e soprattutto ad esserci. Lo capisco perfettamente il discorso di Claudio e chiaramente di conseguenza il discorso che fa Demme. Claudio, l'ultima te la lascio fare da Sabrina Uccello e poi ci salutiamo. No, ciao Claudio. No, una curiosità, quali giocatori hai visto più in forma in questo piccolo ritiro? Perché chiaramente la preoccupazione principale dei tifosi è un cambio di condizione a causa di questo mese e mezzo di stop. Quindi come li hai visti in generale e chi spiccava un po' sugli altri? Ma guarda Sabrina, innanzitutto ti saluto a tantissime ore di fuso orario di distanza, però ti posso dire che ho puntato l'occhio su due giocatori. Uno, e qui c'è Kvaratskhelia, perché chiaramente rivederlo in campo con una tranquillità dal punto di vista fisico, viste le tante assenze dell'ultimo mese di Serie A, e vederlo per 45 minuti contro l'Antalyaspor ai suoi ritmi chiaramente non può che far piacere, però il migliore finora è sicuramente Jack Raspadori, non soltanto per la ottima prestazione contro l'Antalyaspor, gol, assist, tante idee, anche in posizioni non propriamente sue, ma proprio come qualità fisica. Sembra essere uno di quelli, come dire, meglio messi da un punto di vista di condizione, a differenza magari di uno Stanislav Lobotka che ha faticato un po' nei 45 minuti giocati alla Corendon Lions Park contro l'Antalyaspor di Nuri Sahin. Massimo. Una domanda non tecnica per Claudio Russo. Posso? Allora, innanzitutto Vai. i complimenti perché hai scelto una posizione, la fotografia è splendida, veramente è bello vederti mentre ci racconti. Ti spiego. No, aspetta, la domanda, fammi fare la domanda. Okay. Dietro di te abbiamo capito che c'è una riproduzione dell'Arco di Traiano di Benevento, e quella l'abbiamo vista, è una riproduzione in cartongesso. Ma quello in fondo, che cos'è? Quella cosa rossa, Allora, sembra una statua della libertà, però tanto strana. Messi ha provato Cos'è? a Un calciare. albero di Natale curioso? No, è un castello. È un Ah, castello, Massimo, è un no, castello. Innanzitutto grazie per i complimenti di cambio, però è un castello perché questo non è soltanto un enorme centro commerciale, ma è anche un parco di divertimenti, e quindi succede un po' di tutto anche a carattere fiabesco, mettiamola così, ogni giorno, e il castello è la sede di tutti questi divertimenti. Però ti posso dire la verità, lo definirei sfarzoso, non vorrei essere un po' al limite con degli aggettivi, però come dire, si fa notare Un in po' un centro pacchiano, enorme. diciamo, un po' un'americanata per intenderci. New Pacquiao, in stile New Pacquiao. Guarda, Abbiamo capito bene. Lo stai dicendo tu e io non ti smentisco. Grazie Claudio. Grazie a te Ciro, grazie a tutti. Grazie. Ciao, ci ritroviamo- Claudio. Ci ritroviamo più tardi ovviamente con Manuel Guardasole. Nel frattempo volo in Argentina perché mi domando e chiedo ovviamente a Sabrina Uccello se siano arrivate già le pizze lì, perché ti abbiamo visto sgranocchiare. Pensavo di non essere in diretta. Secondo te, non solo in diretta, ma devi sapere che Emanuele Bernardo mi ha informato dalla regia. No, è giusto. Scusate, ma qua abbiamo dimenticato la domanda più banale per Sabrina. Sabrina, ma là che ore È è? un biscotto. Abbiamo capito. Sono 5 ore prima, no? Giusto Sabrina? Sono le 4 4 ore, sono le 4 5 ore Che ora meno mangiate a Sono questa le 5 Buenos meno- Aires? No, Che ma sta devi mangiando? sapere Le che 5 meno 20. Sabrina mangia sempre, cioè ogni volta che mangia sempre. Poi tra l'altro arrivano le pizze. Sabrina, quindi stavi dicendo il biscotto mangiavi? Era un biscotto. Ti abbiamo visto Sabrina, quindi possiamo tranquillizzare anche mamma e papà a casa che ci stanno guardando, perché Sabrina mangia anche, quindi... No, ma tra l'altro non le invidiamo nemmeno, perché a giudicare dalla linea sarà stato anche un biscotto di quelli integrali, dietetici, quelle cose che insomma preferiamo No, con tutti i è rispetti. si chiamano gallettas. Quindi. Non abbiamo Altra ancora battuta- commentato, non altra abbiamo battuta, ancora commentato con Sabrina il gol dell'Argentina. Sabrina, io riassumo il gol dell'Argentina con il messaggio di Alessio Ricciardi che dice: ma che palla rata Messi. Mamma mia, senza guardare, una cosa incredibile. Assolutamente sì, ma
anche poco dopo, se hai visto, ha avuto anche un'occasione, forse si è girato in modo un po' troppo lento, ha calciato un po' troppo centrale, però si è svegliato, ha trovato un po' di corridoi, ha disegnato perfettamente per Molina. Sì. Mi pare che, considerato il numero esiguo di occasioni che hanno avuto entrambe le formazioni, sia un vantaggio tutto sommato meritato, almeno Sì. un premio alla creatività di Messi. Ma poi ci ha riprovato anche Messi con un'altra conclusione. Insieme a Sabrina e ai miei ospiti saluto anche Pietro Picardi, no? Sabrina ormai ha imparato a conoscerlo, il mio amico Pietro Picardi Assolutamente che ci sta guardando. Intanto, come diceva mio nonno, è arrivata una fiutella. E quando un calciatore Chi veniva è? ammonito, mio nonno Ah. ha sempre detto una fiutella. Ammonito Timber Ma per Ciro, l'Olanda. ti devo fare una domanda. Sì, un quarto d'ora fa l'hai visto tu l'ammonizione. No, vabbè, lascia stare, però... Dimmi, Però dimmi. voglio dire, Sì. approfitto di questo break, ma tu dovevi dare una notizia in diretta. Non ti preoccupare che la notizia L'hai in mai diretta data? la daremo alle 21:10 la Ah. notizia in diretta. Sì, sì, Ok, alle 21:10. ok. Ma tu Purtroppo hai senza capito di cosa parlo? la notizia in diretta, quella che mi riguarda. Sì, 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 alle 21:10 Ok, riproponiamo se non succede nient'altro. Ok, ok. Ma siamo curiosi, sono le 20:43, dobbiamo aspettare fino però- alle È 20. una cosa nostra. Sabrina, però non ci sei tu collegata. Come facciamo? Cioè, No, dobbiamo- io aspetto perché devo Aspetta. vedere questo momento. No, allora con Sabrina Uccello allora daremo la notizia in collegamento con Sabrina Uccello. Sono strafelice di averti ancora qui, cara Sabrina. Allora, voglio tornare però su questo match. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo, l'Argentina l'ha sbloccata. Massimo, è vero che No, ma l'Argentina ha trovato il gol? sottolineiamo ancora l'assist di Messi, No, è vabbè, pazzesco, veramente. allucinante. Ha visto muoversi Molina con gli occhi Sì. piazzati qua dietro le Sì, orecchie. terzo occhio. Impressionante. Poi E ci ha bravissimo provato a anche tirare, Molina. Ci ha provato. Bravissimo Sì, Molina, sì, ragazzi, vero. ha anticipato come un centravanti esperto, il portiere con un tocco veramente bravissimo, sì. di destro con l'esterno, Filo di bravissimo. fuorigioco, Sul filo di fuorigioco. è stato vero. bravo anche su questo. Ci ha provato Lionel Messi anche dopo, nel frattempo ha provato la conclusione dall'interno dell'area di rigore con il mancino. Qualcuno mi suggerisce che quell'assist sembra l'assist che Emanuele Bernardo ha fatto a me in occasione di una gara di calcetto. Però Emanuele, nessuno Ma ci perché crede. vai a però. fare anche le gare di calcetto con Emanuele tu? Ma Sabrina, io per fare intanto ho ammonito Romero, per fare una partita di calcetto con Emanuele mi ritrovo un buco nel polpaccio di 8 millimetri. Allora devi ancora devo riprendermi. Non va bene, Non va ho, più bene. non ho più l'età, ma non è vero, tornerò Non è più più forte l'età. di prima, tornerò più forte di prima. Alberto, Messi, abbiamo detto in apertura di questa serata, appunto, di questo appuntamento sul Calcio Napoli 24, che era un pochino in tensione. Però se è in tensione e mette quelle palle, poi dopo diventa tutto più facile, no? Un calciatore del genere è sempre la luce. Sicuramente il Messi negli ultimi tempi è un calciatore che forse, per forza di cose, per la carta di identità che purtroppo aumenta di età, va un po' a intermittenza, però quando accende quel lampo, quel flash, non ce n'è per nessuno e il pallone dato a Molina ne è dimostrazione. È il gesto di un fuoriclasse assoluto e, come diceva prima anche Massimo, è sicuramente tuttora il calciatore più forte in attività, senza ombra di assolutamente. dubbio, al di là di tutto. Assolutamente. Con il tutto il giocatore rispetto, più è chiaro che non abbiamo gli occhi foderati di prosciutto. A 23 anni Mbappé sta facendo cose Assolutamente, incredibili, sì. già Capocannoniere del mondiale. capocannoniere del mondiale, ha già vinto un mondiale, cioè un giocatore pazzesco, però ripeto, essendo io più legato ai giocatori di tipologia maradoniana, Messi resta e resterà sempre una tipologia di calciatore che io preferisco rispetto a un altro più scattoso, diciamo più che basa, diciamo, le proprie Più atletico, giocate, più esatto, tecnico. più su un fatto fisico, no? Perché poi c'ha anche il piede, per carità, Mbappé c'ha tantissime cosa non ha Mbappé, però soprattutto ecco è quella rapidità unita alla forza fisica che lo rendono un giocatore speciale, mentre Messi anche da fermo l'avrebbe potuto fare questo tocco all'età che c'ha.
non era proprio da firmo, però insomma, eccezionale. 5 gol, dicevamo, nel mondiale per Kylian Mbappé con la Francia, 3 gol invece per Messi, Richarlison che ha salutato, Giroud con la Francia, 3 gol anche per Rashford, Saka, Gakpo, Ramos, Morata e Valencia dell'Ecuador, che però anche lui ha lasciato. Quindi Messi, che comunque in quest'ultimo mondiale è vero ha segnato sul calcio di rigore, è vero che poi ha fatto anche un bellissimo gol nella scorsa gara, però si sta mettendo tra virgolette in mostra, non è che lo scopriamo, non è un calciatore, non è l'attaccante del Portogallo che mette Cristiano Ronaldo in panchina e fa 3 gol, cioè qui stiamo parlando di un campione indiscusso. Intanto c'è un colpo di testa provato, ma che non ha portato, sì, ma no, fermo restando che la partita poi ancora facciamo tutta... vedere una foto perché c'è una chicca. Sì. Però ti lascio prima finire e poi andiamo. E allora andiamo forse ti sto anticipando la foto? se mi allora stai aspetto. anticipando Allora una foto, aspetto. allora facciamo Tanto quello così. che penso già te l'ho detto a te a microfoni spenti, quello che Esatto. spero più che penso. E allora, cosa abbiamo visto noi sui social? No, Sabrina, ci siamo accorti ad un certo punto, anche all'inizio del mondiale, tanto è finito il primo tempo, no, si gioca, mancano 2 minuti ancora No. di recupero. Ma sti maxi recuperi, No, avete notizie in mezz'ora, Italia che 30 minuti. accadrà? Che accadrà? che fossero state limitate, invece vedo che No, in beh, alcune Sì, è aree vero, ancora- è vero. Pure io Ma avevo Massimo, notato- io ho detto che secondo me per i 220 miliardi di dollari che sono stati spesi per fare questo mondiale si è deciso di prolungare le partite a allungarlo. 100 minuti. Mamma mia, esagerato. Voglio dire, una regola univoca non mi pare sia stata No. segnalata, almeno non in Italia. Mi sembra che, correggetemi se sbaglio, le partite di Serie B stiano durando normalmente come... quello che sono esatto, sempre sì, durate, sì, voglio sì, dire, sì, no? è vero. No, non credo che questo possa accadere esclusivamente per la Serie A a partire No, dal 4 ma gennaio. io non oso immaginare Ci cosa sarà possa il accadere in Serie A. fuorigioco, però il fuorigioco Semiautomatico, ci sarà sì. dal 4 gennaio. Ne vedremo delle belle. Ne vedremo delle belle, sì, quindi ci divertiremo anche con il fuorigioco semiautomatico e via le polemiche che non finiranno mai anche per quello. Però abbiamo preparato, perché scavando, dicevo Sabrina, sui social abbiamo trovato una foto che ritrae 2 calciatori, eccoli qua, Messi e Cristiano Ronaldo, che giocano a scacchi. E qualcuno in regia ha pensato bene, ma non è che giocano a scacchi perché la finale sarà Messi contro Ronaldo, sarà Argentina contro Portogallo, perché è questo quello che un po' tutti vogliono e sarà l'ultimo mondiale per tutti e due? No, io non Ma penso io che tutti penso vogliano che questo, sarebbe sicuramente lo bellissimo. voglio io, sarebbe il coronamento di 2 carriere pazzesche, incredibili e ripetibili, perché stiamo parlando e celebrando Messi, ma anche il CR7 non gli è di meno, un giocatore diverso, con un carattere anche diverso, criticabile, Sì. ma per milioni di ragazzini al mondo è un esempio, e aggiungo anche un esempio positivo come sportivo, come atleta, per cui chiudere queste 2 grandissime carriere con una finale tra 2 grandi squadre come l'Argentina e il Portogallo, che secondo me è la più sottovalutata dell'8, sarebbe una cosa buona e giusta, almeno dal mio punto di vista. Poi Assolutamente d'accordo. Alberto, tu ma che ne non è, pensi? non è quella favorita, voglio dire, sì, stanno sì. Inghilterra, Francia, Sì, sì, certo. c'era il Brasile Però fino a sono qualche ora dall'altro fa. lato, però, Tra l'altro, sono sì, dall'altro sì, lato. sì. Sai, però nel momento in cui chiudi un mondiale e chiudi 2 carriere dei calciatori che negli ultimi 20 anni sono state la rappresentazione di questo dualismo dei migliori calciatori al mondo, sicuramente sarebbe una conclusione degna di un film, degna veramente di un qualcosa di straordinario. Quindi sarebbe bello sotto questo aspetto. Mi piace il Portogallo, però io tendo a ribadire che secondo me un'altra squadra che è sottovalutata è l'Inghilterra. Squadra che non ha sicuramente Sono magari il d'accordo. campione, il fuoriclasse che ti ruba l'occhio, però è una squadra concreta, è una squadra che soprattutto in inverno, in generale, ne parlavo anche l'altro ieri con mister Fabio Capello, diceva appunto che anche quando allenava lui l'Inghilterra diceva questa è una nazionale che in inverno può battere chiunque,
in estate per i campionati e per mentalità dà sempre qualcosa in meno. Quindi lui diceva metto qualcosa in più sul puntare una scommessa sull'Inghilterra proprio per questo motivo. E tra l'altro, a proposito di Tanto questione climatica, oggi sentivo che nonostante anche, insomma, a parte Buenos Aires dove c'è un sole che spacca le pietre, lo vediamo lì l'uccello nel riquadro, ma anche in Qatar c'erano un po' di nuvole, strano, ma anche lì ogni tanto ci sono le nuvole, ma nonostante le nuvole, quindi l'assenza di sole e di temperature alte, in tutti gli stadi c'era l'aria condizionata. Loro hanno un'aria condizionata che fa scendere sotto lo zero la temperatura, no? Sabrina, però con te volevo commentarla quella foto, no? Perché prima sentivo che ti piace come idea, no? Ma io penso che per quello che dicevano anche i ragazzi rispetto al coronamento di queste due carriere sia anche un po' il grande sogno per questi mondiali, cioè vederli confrontarsi nella rappresentazione assolutamente più importante, difendendo qualcosa che veramente gli appartiene, ovvero la propria nazionale, quindi non un semplice confronto tra avversari perché uno gioca nel Barça e l'altro nel Real e viceversa, no? È proprio perché insomma difendono la propria maglia, probabilmente sarà l'ultimo mondiale per entrambi, quindi io credo che sarebbe interessantissimo. Poi va capita anche la situazione di Ronaldo, perché non è tutto rose e fiori per lui, ma mi auguro che avrà ancora minuti a disposizione. Intanto chiedo al nostro Emanuele Bernardo di bloccare questo fenomeno che scrive queste cretinate sulla nostra chat. Lui sa a chi mi riferisco. Nel frattempo è finito, come dicevo, il primo tempo di questo match che vede l'Argentina in vantaggio. Argentina che comunque ha giocato una buona gara contro una squadra, un osso duro comunque come l'Olanda. Io volevo andare un poco a leggere, allora vediamo, perché mi ero preparato un po' di cose, no? Noi abbiamo appunto detto del match che si sta giocando, però è anche vero che Argentina-Olanda è comunque un match che nel corso del mondo calcistico, del trascorso calcistico, ha regalato delle belle emozioni. Per esempio faccio riferimento ad una gara in particolare che è quella eccolo qua, del 78, quando ci fu un destino amaro per l'Olanda che non riuscì a vincere, ma fu una gara davvero incredibile, al Monumental di Buenos Aires. La storia, Sabrina, tu sicuramente la conosci, di quella gara del 78, no? No, ma a parte la gara del 78, come tu dicevi, tra l'altro che si è disputata qui, nello stadio del River Plate, che viene poi considerata la casa della nazionale, nonostante abbia sperimentato anche altre sedi, ultimamente ha giocato anche alla Bombonera. Sì. In realtà oggi si parlava tanto del desiderio, almeno qui a Buenos Aires, di ritrovare Brasile e Argentina in semifinale, perché poi l'ultima volta che il Brasile fu amaramente eliminato fu proprio di Canniccia, tra l'altro su assist di Diego, anche se erano gli ottavi. Però era un po', insomma, stanno cercando di appigliarsi a qualsiasi episodio per riprendere il passato poi vincente e riproporlo. Io mi fermo un attimo su quella gara del 78, perché quella fu una gara particolare che vide l'Argentina poi alla fine vincere per 3-1, ma che portò a tante polemiche, ci furono tante proteste, tant'è che l'Olanda per protesta non andò a ritirare la medaglia appunto finale, cioè decise per protesta, ecco un po' quello che fece il Napoli con la Juventus a Pechino qualche tempo fa. Sì, poi Germania 74 fu un'altra gara particolare tra le due compagini, fino ad arrivare alla magia di Bergkamp nel 98, a Francia 98 e a Brasile 2014, dove l'Argentina ha fatto festa ai rigori. Ecco, in un certo qual modo, per dire cosa? Che 4 episodi, 2 per parte, l'Argentina oggi ha l'opportunità di proseguire la corsa, e questa è una sfida comunque tra calcio europeo e calcio sudamericano, tra il calcio dei grandi in Sud America, ma al tempo stesso una nazione, l'Olanda, che ha comunque una tradizione e che ha avuto un grande del calcio come Cruyff, no?
Beh, due scuole calcistiche a confronto straordinarie, pazzesche, una storia davvero incredibile, però devo dire che in questo primo tempo molto bloccato, pochissime le occasioni da rete, ma più quelle dell'Argentina, cioè l'Argentina perlomeno ha tirato, leggevo le statistiche, 3 volte nello specchio, Sì. anche una volta l'abbiamo raccontato in presa diretta, pericolosamente commessi però oltre la traversa abbastanza abbondantemente, però è da ritenersi quella un'occasione da metà primo tempo, più o meno un'occasione da rete. L'Olanda francamente ha fatto troppo poco, sta pagando evidentemente questo assetto troppo rinunciatario, troppo con un baricentro troppo basso. Sì. Adesso si deve dare da fare, insomma voglio capire la reazione di che tenore sarà, perché l'Argentina ha altre possibilità anche guardando la panchina, no? Di Maria in primis, ma non soltanto lui, insomma Scaloni ha anche delle opzioni offensive Sì. non di poco conto. Intanto per la a gioia di disposizione. Sabrina Uccello possiamo annunciare che sono arrivate le pizze. Vabbè, io vi saluto allora. Ah, ok. Perché Massimo non mangia? Massimo è a dieta ferrea. No, peggio non di è me. vero, volevo allontanare e mangiare la pizza in santa Massimo, ma pace. che No, dieta? ma questo, no. Tranquillo che tranquillo, tanto c'è quel burlone di Emanuele Bernardo che in cuffia mi dice qualsiasi cosa. Stavamo vedendo il replay ovviamente delle immagini e mi diceva gol dell'Argentina, gol dell'Argentina. Sabrina, ma lo vedi che burlone è Emanuele Bernardo? Ma come devo fare? Ma c'è anche il fratello stasera in Ovvio, regia. perché sta per arrivare Vittorio Bernardo, sta per portare le pizze ai nostri ospiti qui in diretta. Eccolo qua, vieni Vittorio, vieni pure. Voglio vederlo stasera. Eccolo qua Salve. il nostro Vittorio, eccolo qua, guarda, ha portato stasera, Sabrina stasera ci si è superati, perché Confermo. Margherita, Non vedo, aspetta. Margherita e broccoli che e meraviglia. salsiccia. Ah, interessante. Sabrina, però dobbiamo spedirtela. Ma come la vorrei. In spagnolo come si chiamano queste due pizze, Sabrina? Vittorio, puoi venire un attimo qua, Vittorio? Vittorio, credo vieni un attimo, esistano. vieni un attimo qua, Vittorio, perché ho bisogno di te, ho bisogno di te. Guarda, Sabrina, visto che volevi salutarlo, eccolo qua. Facciamo Eccolo, sì. facciamo un'inquadratura decente, però devi abbassare abbassati un po'. Eccolo qua, questo è Vittorio. Caro! Ecco qua, ti ho fatto salutare pure Vittorio, hai visto? Allora, dimmi tutto, Emanuele. Sì, Oramai Vittorio. è la mia famiglia. Oh, guarda, facciamo tutto in diretta, tanto chi se ne frega, no? Siamo tra amici. È il bello... Siccome bello è tutto della in diretta, chiedo se c'è prevista una piccola pausa oppure no. Se vuoi la facciamo. No, semplicemente per... Prego Massimo, prego a te. Grazie, Ecco grazie. qua. Ecco qua. Se avete Visto bisogno di altri l'intervallo tovaglioli, della partita, che si fa? Si mangia? ma Diciamo, è un sì, classico. mangiate tranquillamente. Mi dispiace per Sabrina Ma che Ciro sarà non costretta a mangi? vedere. Io dopo. Dopo Come la al diretta. solito. Ma poi cosa mangi dopo? Mangi ancora pizza o mangi altre cose? No, io a dire il vero, Sabrina, ho già mangiato, però devi sapere che quando vengo ok. quando vengo qui e porto le mie cose per la dieta, mi devo portare sempre una razione in più, perché ho Emanuele e Vittorio che poi mangiano con me e quindi di conseguenza mi Sempre. tocca poi dopo magari assaggiarla una fettina di pizza. C'è No, Massimo vabbè, che male. ci stai Io pensando. a telecamere spente diciamo vado meglio. Devo Telecamere dire. spente Devo essere sincero. Mi sono solo avvicinato per sgranchirmi. Per sentire l'odore, ti sei per avvicinato. sentire l'odore, per sentire l'odore. verificare, diciamo, da buon Sabrina, giornalista quindi come la Massimo situazione. non vuole assaggiare. No, Alberto ma invece- mangiate. Secondo me Alberto si lancia. Fra poco mi lancio. Alberto si lancia perché come ho allora, fatto guarda, la sì. scorsa Faccio così. settimana, Alberto ha faccio. già provato l'ebbrezza. Assolutamente, Già provato assolutamente. l'ebbrezza, Diciamo, Alberto. Devi... Ma sì, ma tu lo sai che c'è un programma, anzi il programma Sì. più importante della televisione argentina, più cult, che si svolge proprio intorno a un tavolo cenando. Bello. I protagonisti Anche in Uruguay. invitano. Ma hanno copiato da noi, Sabrina, perché hanno visto noi che facciamo Non questa cosa. credo. Noi siamo più casarecci, noi la pizza, il divano comodo, giusto Massimo? sì. Comodissimo. Comodissimo. Devo dire la verità. Ma Ma poi, poi è rosa, no? Il divano. Sabrina, ma poi noi abbiamo te in collegamento, loro non ce l'hanno. Dai, dici la verità.
Scusa. Si vede che si è ferma la partita, amici, la partita è nell'intervallo, noi stiamo un po' degenerando per questo, insomma, e questa è la situazione. Voglio leggere anche qualche messaggio nel frattempo, mentre Alberto piano piano si sta Sì, avvicinando. io adesso mi organizzo. Si sta avvicinando piano piano, Alberto. Leggi i messaggi che nel frattempo mi organizzo e mi prendo la mia grande fetta. Allora, vediamo. Lina Vernaccia, saluta tutti. Vogliamo vedere anche Emanuele, dice Alessio Ricciardi. Quindi Infatti, dai, facciamoglielo un po' Emanuele. bisogna far vedere anche Emanuele. Allora, Alessio Ricciardi e Vittorio lo abbiamo visto. Ad oggi Emanuele Bernardo è un misterio per tutti noi. È un misterio. Emanuele è uguale a Vittorio. Sì, infatti, arriva? Arriva anche Emanuele? No, non arriva. Emanuele. Wow, bellissimo! No, Emanuele Arriva. è ligio al dovere. Vittorio invece è quello che ci porta Dai. le pizze. Quindi, però sta dicendo in cuffia che quello che abbiamo detto prima era farina del suo sacco. Quindi bisogna. No, Cioè? cosa dicevamo prima, Emanuele, visto che me lo. Che abbiamo in collegamento solo noi te, giustamente lo diceva lui mentre sta mangiando la Ma che pizza. dolce! Lui sta mangiando, Sabrina. Io e te guardiamo mentre invece Alberto si è lanciato. Si è sciolto. Alberto si è Però sciolto. mi piace questa iniziativa di Alberto, mi piace perché È vero. è un uomo molto elegante, però al contempo si organizza per fare anche una cosa più casereccia. Ma l'hai fatto fare Beh, è rosso, vero. è diventato più rosso della tua canotta. Non è vero, lui lo sa, noi ci vogliamo bene, siamo amici, quindi. Assolutamente, lo sai che ricambiamo. Sabrina, ma Ecco, appunto. io il boato nella cuffia al gol dell'Argentina l'ho sentito. Finalmente! Il boato però degli argentini al gol dell'Argentina non ho sentito. Non l'hai sentito? No, troppa tensione secondo me. Pensavo che avessi sentito. Ah, ma tu intendi durante la partita? Certo, sì, Cioè, al scusami, gol. No, dico a casa mia l'hai sentito. Ho sentito a casa tua, esatto. Ok, però dici allo stadio no. Secondo me si è spezzato un cordone di tensione esagerato. Io credo che oggi gli tremassero un po' le gambe. Perché comunque è forse, non dico la prima grande sfida, perché a differenza di tante che sono arrivate nelle fasi finali, l'Argentina ha affrontato squadre belle toste, però questo era forse il test più temuto. Test più temuto. Vieni Massimo, torna pure, torna tra noi, vieni tranquillamente, tanto ecco qua, riprende Io posto entro e anche esco, diciamo. il nostro Posso entrare e uscire. Entri ed esci. Ecco. No, per poi rientrare tra pochissimo, diciamo. Alberto, hai visto perché entra ed esce? No, io voglio saperlo. È andato sì, però non fate parlare Alberto, sennò si affoga. È andato diretto sulla broccoli e salsiccia. No, broccoli. Vabbè, ha fatto bene, scusami. Certo che ha fatto bene. Mi suggeriscono dalla regia friarielli e non broccoli. No, infatti ti volevo dire, ma perché broccoli? Sei sicuro che non siano friarielli? Friarielli, certo, assolutamente. Chiedo venia. Non venia. sbagliare più. No, assolutamente. Nel frattempo io dico alla regia, ancora qualche minuto possiamo anche metterci in contatto con il nostro prossimo ospite, perché Sabrina prima lo diceva. Ma ti riguarda? Dobbiamo annunciare qualcosa, Sabrina. Ok, allora me la godo, Se te la godi, ma lo sai che poi lo diremo ovviamente, anzi no, non lo anticipiamo, perché lo diremo dopo in collegamento con il nostro ospite, perché che ti credi che le sorprese sono finite qua? Pensi che quello che dovremo annunciare sarà nascosto? No, ci sarà appunto tanto sostituzione nelle fila nelle fila dell'Olanda, entrano Berghuis e Koopmeiners per l'Olanda, sta rientrando anche Lionel Messi ovviamente nell'Argentina, e chi lo tocca? Messi, Sabrina, non esce mai dal campo. Beh, però c'è da dire una cosa importante, che Messi è stato spesso criticato ed è anche giustamente perché non riusciva a fare la differenza in nazionale ad essere nel condottiero. Esatto. Però vada come vada questa partita,
la maggior parte delle azioni poi che hanno favorito la vittoria dell'Argentina sono partite dai suoi piedi dall'inizio di questi mondiali, oltre i 3 gol che ha segnato. Quindi la sua presenza è assolutamente fondamentale in questa squadra e lo sta dimostrando più che mai. Sì, sì, ma poi è sostanzialmente il fulcro, no? Come è giusto che sia. Cioè, Assolutamente, come è giusto che sia. l'Argentina è lui. Cioè, poi, Chiaro. quando Scaloni fa la formazione, dice ok, Messi altri 10. Beh, ma per forza, chi lo lascerebbe mai? E poi non ci sono motivi né tecnici né di altra natura per lasciarlo in panchina. E questa è un po' la differenza con Cristiano Ronaldo in questo momento, perché Cristiano Ronaldo, Beh, sì. mandato via dal Manchester United, in panchina, intanto è ripartito il match, in panchina con il Portogallo e chi lo sostituisce segna 3 gol addirittura. Ecco, possiamo un po' dire che il destino di questi due, il presente di questi due fuoriclasse in questo momento è appunto totalmente diverso, no? Uno è sulla cresta dell'onda, l'altro invece sta calando. Io penso che abbiano compiuto scelte diverse. È vero anche che Ronaldo ha ancora qualche anno in più a Messi e penso che lui avrebbe dovuto gestire diversamente la sua decisione di tornare in Premier League quando l'ha presa, cioè rendersi un pochino più conto della realtà, essere anche più malleabile in certe decisioni. Invece lui è stato, è come se non volesse accettare questo tempo che passa e quindi poi si ritrova a innervosirsi come è già accaduto quando non è il protagonista assoluto. Ed è un peccato perché in qualche modo è come se stesse chiudendo la sua carriera con degli episodi che veramente non gli fanno bene, non gli rendono giustizia. Sì, sono d'accordo. Alberto, volevi aggiungere qualcosa? No, diciamo che secondo me anche la tipologia al di là della carta d'identità che vede Ronaldo leggermente più avanti rispetto a Messi, credo sia anche la tipologia delle loro caratteristiche che vede comunque un Messi che sicuramente, fra virgolette, può anche avere qualche gara nel giocare da fermo, nel senso può accendersi a intermittenza. Sì. Ronaldo a un certo punto ha sviluppato tutta la sua esplosività da un punto di vista meramente atletico, quindi inevitabilmente con la carta d'identità che avanza, magari Messi in questo è anche più favorito. Mi viene da pensare alla domanda che oggi in collegamento con Massimo D'Alessandro a Radio Marte ho fatto a Sabatino Durante, quando ho chiesto nell'ultimo mondiale di Messi potrebbe festeggiare Neymar. Ecco, l'ho azzeccata. Sabrina è stata proprio, cioè l'ho presa, quando dici presa, ecco. Poi anche io credo che sia l'ultimo mondiale di Messi, però non escludo sorprese. Addirittura dici che può giocare ancora. Ma Può non lo giocarne so, un altro. avrebbe 39 anni, sarebbero tanti. Però sotto magari con un ridimensionamento, chiaramente, forse sì, forse no, non lo so. Dici, Non vi sento. come non ci senti? È impossibile. Adesso Allora, ci senti. sento dell'acqua scorrere. Stavo per fare una battuta, sto zitto perché c'è la partita. È vero, sento un rubinetto. Emanuele, mi sa che dovresti chiudere un microfono. Sabrina, guarda Sabrina come se la ride. L'abbiamo detto perché piove, c'è il clima. Piove, l'abbiamo detto che piove, esatto. sta piovendo a dirotto e per questo tu senti No, l'acqua. però a discolpa di questa persona posso dire che credo che fosse un rubinetto realmente. Sì, no, assolutamente. Ma noi non sappiamo però di chi stai parlando perché siamo tutti quanti qua. Non lo so, nemmeno io, hai detto che devo chiudere un microfono, quindi. Sì, siamo tutti quanti qua, quindi non so di che cosa forse di Vittorio che magari prima è comparso, adesso non c'è più. Probabile, è sempre colpa o di Vittorio o di È Biagio. sempre colpa di Vittorio. Allora c'è l'Olanda in attacco, Olanda che prova a scardinare la difesa dell'Albiceleste, ma c'è la presa alta dell'estremo difensore che va a bloccare il tutto e prova a far ripartire ovviamente l'Argentina. Ecco, io in precedenza, mentre attendiamo il collegamento, quindi attendo indicazioni dal nostro Emanuele Bernardo,
aveva un altro nome, ve l'avevo detto, no? Ho due nomi, l'altro era Di Maria, l'avevamo già detto in precedenza. Il secondo nome che vi faccio è quello di Dybala, ma con Messi in campo. Ma Dybala quando lo vede il campo? Soltanto in una situazione dal punto di vista del punteggio assai comoda, che consenta a Scaloni di fare scelte diverse, perché lui lo vede a torto, a ragione, e finora ci ha avuto ragione lui, voglio dire, l'Inghilterra è la seconda volta, dico Inghilterra al posto dell'Argentina, non si sa perché, è in vantaggio in questo quarto di finale, lo vede come vice, esclusivamente come vice Messi. A proposito simpaticamente prima hai detto della cosa, della domanda su Neymar che hai fatto, cioè, ma guardate che il Brasile era favorito. Cioè, oggi è uscita fuori la favorita numero 1 di questo mondiale in Qatar, per cui è del tutto assolutamente clamorosa la prestazione della Croazia, unita anche chiaramente a una dose di fortuna che sempre deve accompagnare le squadre vincenti. Non ho mai visto squadre vincenti e sfortunate, insomma, non risultano nessun albo, insomma. Detto questo, l'Argentina mi sa che in questi primi minuti sta tenendo botta contro l'Olanda, che non riesce a imbastire una azione veramente offensiva. Certo che per come si è messa dal punto di vista del morale, immaginate anche quello che provano in questo momento i giocatori argentini, no? Sapendo del Brasile eliminato e dell'occasione che ci hanno, potendo incontrare eventualmente la Croazia e non il Brasile in semifinale, essendo in vantaggio, per cui in questo momento la partita deve farla l'Olanda, e ha mostrato ampiamente in questo torneo di avere difficoltà quando c'è da impostare l'azione. E allora, se Emanuele mi dà l'ok, possiamo presentare, sì, ok, allora... nella settimana prossima, quella che appunto arriva fra un paio di giorni, comincerà un evento molto importante che ha avuto luogo nei 2 anni precedenti in quel di Castellammare di Stabia, nella mia appunto città, ma che adesso quest'anno si sposta in provincia di Salerno, a Ponte Cagnano per l'esattezza, e sto parlando dell'Italian Sport Awards. E in collegamento con noi questa sera c'è Donato Alfani. Ciao Donato. Si è frizzato Donato. Ha un foglio, è grave la cosa. C'è un foglio inquadrato, chissà che cosa c'è Magari scritto. c'è qualche appunto clamoroso. Magari, sai, quei bigliettini che vengono fatti con i nomi dei calciatori. Esatto, magari c'è qualche... qualche premio da annunciare, magari. Esatto. La lista di mercato, la lista di calciomercato. La lista di mercato. E allora, quindi, appena è pronto il collegamento, Emanuele lo sta ripristinando subito insieme al nostro ospite, quindi ci vorrà giusto un altro minutino e poi sarà il nostro Donato Alfani collegato con noi. Allora io mi concentro un altro po' sulla partita, nel frattempo 53 minuti sul cronometro, questo secondo tempo che sostanzialmente, Massimo, Alberto, va via un po' come il primo tempo, no? Cioè non noto nessuna differenza rispetto al primo tempo, cioè l'Olanda non sta facendo nulla per cercare il pareggio. L'Olanda vedo che è una squadra comunque, ribadisco, più o meno ben messa in campo, però dal punto di vista dell'offensività scarseggia non poco, anche per mancanza forse di uomini lì davanti realmente concreti, anche se adesso c'è questo tentativo da parte degli olandesi. È un inizio di secondo tempo che va sulla falsariga del primo, fondamentalmente, con l'Argentina che, come diceva prima Massimo, sta tenendo botta, e passare questo primo quarto d'ora magari dopo un'eventuale sfuriata che per il momento non vedo da parte degli olandesi, è sicuramente necessario. Ecco, stavo provando a mettermi secondo me ha acquisito sicurezza l'Argentina, no? È scesa in campo con un figlio diverso. Nei panni del CT dell'Argentina, in questa situazione qui, che cosa fare? Spedire sul campo Di Maria, qualche altro giocatore offensivo, oppure lasciare le cose così come stanno, visto che Bolina ha fatto anche gol oltretutto e da lì non lo muoverei, e provare a ripartire in contropiede, ma soprattutto badare a chiudere gli spazi per
rendere sterili le offensive dell'Olanda come è stato sostanzialmente finora, perché davvero è clamoroso. Siamo arrivati al 54esimo minuto di gioco e una nazionale ambiziosa come quella olandese non ha ancora fatto un tiro nello specchio della porta. Abbiamo ripristinato il collegamento e allora, come vi dicevo poc'anzi, settimana prossima comincerà l'Italian Sport Awards e noi abbiamo Donato Alfani. Ciao Donato! Buonasera a tutti. Eccoci qua. È caduto tutto, Donato. Aspettate un attimo ragazzi, ci sono. È il bello della diretta, Donato, no? È il bello della diretta. Si è rifrizzato il nostro Donato Alfani. È il bello della diretta. Cioè, no, io Massimo? sono rimasta solo per ascoltare questa notizia e non me la vogliono far sentire. Non ce la facciamo, Sabrina, non ce la Beh, si facciamo. è frizzata anche la pizza qui sopra, voglio dire, si sta purtroppo raffreddando, ma dopo io e il caccia provvederemo. Alberto ha dato una fetta e basta, si è fermato Anche lì. io. Anche tu, Massimo, vi siete fermati. Fettone, Per il tra momento l'altro. sì, non Per il vogliamo momento, appesantirci per la gara. Per il momento, Alberto, devi correre per caso? No, però sai, mentalmente Allora siamo dovessero tutti... subentrare loro. È giusto, quello dovessero subentrare. Allora, l'Argentina conduce sempre per 1-0, 56 sul cronometro. Sabrina, dice Lina Vernaccia, chiudi la finestra, mi fai venire freddo. Qui a caldo. No, Lina, bella mia, no. Sabrina, quanti gradi ci sono lì? Allora, fino a quando la TV li segnalava, 35. 35 gradi. Cioè, noi quanti ne abbiamo adesso? 5? Ma penso sì, 10. saremo sui... Senti Sabrina, ma in Argentina Mamma com'è mia. il numero che non porta tanto fortuna? Come da noi è il 17, sappiamo che negli Stati Uniti ad esempio è il 13, no? Cioè, Il i 13. palazzi non hanno il 13° piano. In Argentina com'è? È il Qual è? 13. Si gioca il 13 la semifinale eventuale lo so. contro la Croazia. Tra l'altro si giocherebbe di martedì, se non vado errato, Esatto, no? sì, esatto. Sì. Va bene, non di venerdì. Sabrina, forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo ripristinato il collegamento, Vai. andiamo da Donato Alfani. Ciao Donato, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Chiedo venia, purtroppo, chiedo venia, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora Donato, mentre ci mettavamo in collegamento, ho appunto detto che la prossima settimana comincerà in quel di Ponte Cagnano, non più a Castellammare di Stabia come le ultime 2 edizioni, l'Italian Sport Awards, questo importante evento da te organizzato. Lascio a te la parola ovviamente per darci tutti i dettagli. Grazie Ciro per questa vostra disponibilità e ospitalità. Sì, siamo ormai addirittura d'arrivo, ci troviamo all'11ª edizione degli Italian Sport Awards, che poi effettivamente da quest'anno ha cambiato e cambia denominazione, perché da quest'anno si chiamerà Festival del Calcio Italiano. Perché l'evento è partito come red carpet del Gran Galà del Calcio Italiano, ma io voglio anche fare una precisazione, perché ne approfitto attraverso tutti voi colleghi, che purtroppo in Italia ci sono 2 soggetti che ovviamente poi il tribunale e i giudici faranno il loro percorso, perché è giusto che sia così, che utilizzano, e c'è un'appropriazione indebita di un marchio, e ossia del Gran Galà del Calcio, perché il Gran Galà del Calcio è un marchio registrato da parte di Donato Alfani e che ovviamente questi soggetti lo continuano ad utilizzare, creando una confusione. Poi noi partiremo con il programma martedì praticamente siamo ufficialmente impegnati, e quindi al via gli Oscar del calcio, il Gran Galà del Calcio Italiano, come hai detto, che ovviamente ci tengo a fare questa nuova precisazione, ossia come Festival del Calcio. Quindi partiamo martedì 13 a Salerno. Sì. Martedì abbiamo una conferenza importante dove parleremo dei diritti televisivi, quindi al titolo Sport, Media e Intrattenimento. Poi abbiamo il pomeriggio una conferenza molto importante dal titolo Sport, Finanza e Diritto, e quindi si andrà a parlare
di quelle che sono oggi le tematiche tra finanza e diritto. E a seguire alle ore 18 faremo la presentazione del libro qui a Salerno, del libro di Marco Bellinazzi, il collega, penso che sia il collega più autorevole rispetto alle tematiche per quanto riguarda di economia sportiva. Sì. Poi mercoledì abbiamo altra tematica bella, ossia qual è il futuro per i giovani calciatori, perché in questo momento si sta parlando da un po' di anni, ma soprattutto rispetto anche alle parole che ha detto e che dice sempre più spesso il CT Mancini, per quanto riguarda che bisogna che la nazionale faccia e soprattutto i club facciano giocare molto di più i calciatori italiani, e quindi ne parleremo con i responsabili dei settori giovanili di Serie A e Serie B, che ovviamente hanno accettato con grande piacere il mio invito e che diventerà un focus molto bello, molto importante. Parleremo di medicina, quindi anche con la partecipazione di un grande in questo settore, nel settore della medicina, che è la storia del calcio Napoli, insieme al professore Perfetti, il medico della nazionale, con Salvatore Cammanico. Poi un'altra riflessione, e poi mercoledì, sempre alle 18 a Salerno, entreremo in un tema di grandissima attualità con Italo Pucci, il maestro, uno dei maestri del giornalismo italiano, che parlerà del suo ultimo libro che si chiama, intitolato 1923-2023, Agnelli Juve, la famiglia del secolo. Quindi ci sarà questa presentazione del libro. Poi giovedì ovviamente parleremo anche di tecnologia sportiva e ci confronteremo anche con gli arbitri, con il VAR e tutto ciò che riguarda poi dove ci sarà il capo dei match analyst della nazionale, che verrà a fare proprio una lezione di match analyst o comunque tutte quelle che sono le nuove tecnologie applicate al mondo del calcio. E chiuderemo ovviamente poi la parte conference su sport, business e management, anche perché effettivamente oggi il ruolo o nell'organigramma di una societaria, di una società di calcio, che comunque alla fine è una società importante, che possa essere la Serie A, la Serie B, ma anche una società di Serie C, oggi c'è necessità tassativa ed urgenza necessità di formazione e di esperienza e non più di improvvisazione, quindi se ce ne approfitteremo. Ci saranno anche docenti dell'istituto del CONI, della scuola del CONI, quindi chi meglio di loro fondamentalmente che si possa creare un dialogo e un confronto da questo punto di vista. Poi giovedì è un qualcosa che ti tocca a te direttamente, Ciro, personalmente. Quindi è una tua indignazione poi da questo punto di vista il giovedì. Quindi... Sabrina, perché con Donato Alfani cosa dobbiamo annunciare? Perché in pratica quest'anno hanno deciso di premiare anche me e sarò premiato meritatamente. Sarò premiato a capo dell'ufficio stampa come responsabile dell'appunto ufficio stampa della SS Juve Stabia per la gestione social della stagione 2021-2022. Io ovviamente ringrazio Donato Alfani per il premio. Grazie. Donato, ma la scelta c'è proprio su di me, non avevate nessun altro? A dire la verità era una categoria quasi che stavamo buttando un po' nel cestino, poi l'abbiamo recuperata all'ultimo minuto. Abbiamo un caro amico, un collega, Ciro Bellino, magari probabilmente possa essere lui la persona brava. No, figurati. Allora, da considerare che questi premi, dietro a questi premi ci sono circa 70-80 giornalisti che votano e che fanno parte della votazione, fanno parte della giuria tecnica. Ma soprattutto per quanto riguarda la Serie C, il responsabile per quanto riguarda il coordinatore anche della giuria e non solo è Luca Esposito, che io ringrazio affettuosamente, fraternamente, perché da tanti anni e che poi io penso che sia non è un oltre che un collega,
penso che sia uno dei massimi esperti del settore della Lega Serie C, perché la Serie C è una categoria molto difficile, bisogna conoscerla, bisogna seguirla, perché è diviso su 3 gironi e ovviamente su 60 squadre diventa veramente impossibile poter definire ogni singolo premio rispetto alla categoria. È un qualcosa, Donato, questo che ovviamente mi inorgoglisce a maggior ragione perché sono a capo dell'ufficio stampa della squadra della mia città, lavoro a Castellammare di Stabia, vivo a Castellammare di Stabia, oltre ad essere ovviamente giornalista di Calcio Napoli 24 ed essere premiato per il lavoro che svolgo per la squadra della mia città è ovviamente per me motivo di grandissimo orgoglio. Ovviamente ringrazio te, ringrazio Luca Esposito, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e che mi hanno appunto premiato. Ma le sorprese non finiscono qui, perché la TV che seguirà appunto l'Italia Sport Awards è Calcio Napoli 24 e quindi sia la premiazione di giovedì, quindi a partire dalle ore 16 con la conferenza stampa, con la presentazione del libro che ci sarà successivamente, con le premiazioni che riguarderanno non soltanto me ovviamente, Donato, perché saranno premiati anche membri del marketing del mondo del calcio in quell'occasione. La potrete appunto seguire in diretta su Calcio Napoli 24, così come, Donato, ci sarà poi il Gran Galà lunedì con tantissimi ospiti, anche in quel caso diretta su Calcio Napoli 24. Sì, esatto, Ciro. Sì, io quest'anno, a dire la verità, perché avevo un attimino, diciamo da qualche anno un po' abbandonato e ovviamente mi è dispiaciuta questa cosa, ho ripreso anche gli altri premi che ovviamente sono altrettanto belli e prestigiosi ed importanti, perché è l'anima del marketing, della comunicazione dello sport, ossia sono gli Sport Marketing Awards, che sono 35 premiazioni. Andiamo a premiare ad esempio, ti do giusto qualche anticipazione. Te l'avrei chiesto. Ad esempio, per giovedì il miglior spot sportivo dell'anno negli Sport Marketing Awards rispetto al 2021 sarà premiato la team per quanto riguarda con Marcel Jacobs, quindi questo video sarà premiato, come ad esempio sarà premiata la FIGC, come ad esempio sarà premiato il Bari, come sarà premiata l'Udinese con la Dacia, che loro hanno vinto il premio miglior progetto marketing partnership azienda club. Poi sarà premiato anche miglior partnership con atleta Unipolsai Paltrinieri, cioè giusto vi sto dando delle anticipazioni. Come miglior sito web club, l'Udinese è stata premiata, e poi ad esempio c'è anche una novità assoluta, miglior progetto di media strategy è stato votato e non sarà premiato giovedì, lo preciso perché lui in questo momento sta seguendo i mondiali, Bobo TV, quindi ieri. E sarà premiato il 28 di dicembre, sempre a Salerno, insieme a Mister Castori, insieme anche a Buffon, perché tra altre cose Buffon ha vinto il premio come miglior giocatore di calcio social uomo. Insieme invece la donna è stata votata Goldoni del Sassuolo. Goldoni, tra l'altro ex Napoli femminile, è stata fino allo scorso anno qui. Esatto, è stata lei votata come miglior giocatrice di calcio social donna. E allora io nel frattempo voglio ricordare ovviamente a tutti gli amici che si stanno guardando sul canale 79 del Digitale Terrestre, sul nostro canale YouTube, gli appuntamenti per seguire l'Italia Sport Awards giovedì alle ore 16 in diretta da Ponte Cagnano. Vi trasmetteremo ovviamente la conferenza stampa del pomeriggio più la presentazione del libro che ci sarà successiva alla conferenza stampa. Alle ore 18 la premiazione che vedrà appunto premiati importanti personaggi del marketing
non solo, e dove ci sarà anche la premiazione mia, e non soltanto mia per quanto concerne la Juve Stabia, ma questo però non lo svelo, anzi sarà eventualmente il nostro Donato Alfani a dirlo nella conferenza stampa che ci sarà ovviamente di presentazione dell'evento. Donato, però io ho una domanda, noi siamo a Napoli Mondiale, te la devo fare su questo mondiale. Argentina che sta battendo l'Olanda 1-0, oggi il Brasile è stato eliminato dalla Croazia, qual è la tua favorita? Secondo te chi arriverà ad alzare la Coppa del Mondo quest'anno? Ma io, dopo quello che mi hai detto, perché sono da stamattina in ufficio, giustamente di pausa pranzo, quindi non ho il tempo e non ho il tempo di seguire una partita di questo mondiale, che ovviamente non è una cosa che sinceramente mi fa piacere, perché sono talmente preso, oberato da tante attività che sto cercando di coordinare per gli eventi di cui ne stiamo parlando, e vi ringrazio ancora per la vostra cortesia e disponibilità, ma soprattutto per quello anche che farete nell'ambito degli eventi del Festival del Calcio Italiano, e quindi sia che alla fine attraverso i vostri canali praticamente alla fine possiate omaggiare fondamentalmente, diciamo, i telespettatori, e quindi possiamo raccontare tutto ciò che andremo a realizzare, tutto ciò che andremo ovviamente poi, che cosa succederà. Rispetto alla tua domanda, sicuramente diciamo, penso che può esserci una lotta probabile tra Argentina e Francia. Io trovo probabilmente le due nazionali che probabilmente stanno esprimendo il miglior calcio in questi mondiali, che tra parentesi anche i mondiali molto contesi, che purtroppo leggevo anche proprio stamattina, ci sono ancora continui morti rispetto anche all'organizzazione, anche di tutto quello che sta succedendo, diciamo, nell'organizzazione, ed è una cosa molto molto brutta. Comunque, rispetto al calcio giocato, penso che alla fine possa essere probabilmente di nuovo l'Argentina la squadra a vincere la coppa più bella e più importante e prestigiosa del mondo, ossia che si possono laureare campioni del mondo un'altra volta. Intanto occasionissima per l'Argentina, calcio di rigore. Mamma mia, rigore! Calcio di rigore, c'è Messi sul dischetto, può portare l'Argentina sul 2-0, Messi contro l'estremo difensore dell'Olanda, rigori concessi all'Argentina 26, con tantissimi gol e soltanto 5, quelli falliti su 26, 21 le ha messi a segno Lionel Messi. Seguiamo il calcio di rigore tutti quanti insieme in collegamento, tanto Sabrina Uccello l'avrà già visto, l'esito del calcio di rigore. Poi, ovviamente saluteremo... per forza, saluteremo il nostro Donato Alfani e voleremo anche subito in Turchia. Messi è pronto dal dischetto ad andare a superare il portiere degli Orange, a portare l'albiceleste sul 2-0. Messi per scrivere la storia di questo quarto di finale. Messi attende il fischio dell'arbitro, la pulce può portare l'Argentina sul 2-0. Concentrato, fischia l'arbitro, parte Messi! 2-0 Argentina! Il gol del 2-0 l'ha siglato Lionel Messi e sale a 4 nella classifica marcatori. Donato, io nel frattempo ti ringrazio. Grazie a te, grazie a te. Ti ringrazio ovviamente per il premio a me concesso, ti ringrazio ovviamente per il collegamento di questa sera e per la disponibilità da te dimostrata. Grazie a voi di vero cuore, chiedo scusa un attimino per questo piccolo diciamo incidente nella parte iniziale. Tranquillo. È il bello della diretta. Voglio ringraziare al grande competente, bravissimo collega, ma soprattutto editore di Calcio Napoli 24 per il lavoro che sta facendo e per i risultati raggiunti. Complimenti a tutti voi perché siete colleghi bravi, competenti, giovani e molto molto ambiziosi, e soprattutto vi premia la passione che dedicate
all'interno di tutto ciò che state realizzando. Complimenti vivissimi. Grazie, grazie mille a Donato Alfani. Ciao Donato, buona serata. Ciao, ciao, grazie a Donato Alfani. Massimo, l'Argentina. Allora, sul cominciamo 2-0. dalla fine, dalla esecuzione da manuale del calcio Portiere di Lionel immobile. Messi, portiere di Sasso, portiere dell'Olanda che non è riuscito a muoversi, palla che è terminata a un soffio dal palo di sinistra all'interno della rete naturalmente dell'Olanda per un 2-0 meritatissimo. Per capirci, siamo arrivati, o meglio, le squadre sono arrivate a giocarsi il 75esimo minuto di gioco, l'Olanda non ha mai tirato nello specchio della porta. Alcuni di voi diranno ma l'Olanda è poca cosa, non è così, l'Olanda invece era temutissima dall'Argentina, è considerata anche parecchio per almeno andare avanti fino alla semifinale e merito dell'Argentina grandissima a questo punto, di cui tutte quante le squadre dovranno tener conto, è stata appunto quella di tenere l'area di rigore praticamente intonsa. Soltanto in un paio di circostanze l'Olanda si è fatta vivere quelle parti. Dopodiché il fallo c'era nettissimo tra l'altro di Dumfries su Acugna, col piede sinistro si è portato, ha toccato la caviglia del giocatore argentino al limite proprio dell'area. Trasformazione, abbiamo detto, per un 2-0 a questo punto dovrebbe blindare il passaggio in semifinale per l'Argentina e Lionel Messi, quarto gol nel torneo. Insomma, solo buone notizie e complimenti all'Aucello che è riuscito a non muoversi. Esatto. Sì, è rimasto impassibile. Non l'ho guardato. No, Soffriva, era secondo me. doppiamente difficile perché all'assegnazione e rigore già avrebbe potuto Sì, agitarsi, sì, non l'ha fatto, e poi Esatto. anche dopo la trasformazione che ricordiamo lì arriva non si sa perché prima che Arriva prima in Argentina che In da noi. in realtà la cosa grave è che arriva prima a casa dei miei genitori, ma perché? Ecco. È un giro intercontinentale. Però, dato che arriva prima dai tuoi genitori, da noi arriva in ritardo, comunque a te arriva prima rispetto a noi, andiamo a chiedere in Turchia a Manuel Guardasole se arriva prima di te, prima di noi. Eccolo qua, Manuel. Ciao Da me Manuel. non arriva, Ciro. Da te non arriva proprio. Non arriva proprio da te. Buonasera Ciro Novellino a te, buonasera ai tuoi ospiti. Posso Ciao, iniziare Manuel. io con una domanda? Vai stavolta, Manuel, Ciro? vai. Ma per caso sei stato premiato, per caso? Sì, così dicono. Ma Manuel, come geloso! Manuel, non sapevano a chi premiare e hanno deciso di premiare me. Vabbè, ci sta. Manuel, allora con Claudio prima abbiamo toccato il tasto arrivo della Salernitana lì in ritiro e io so che voi vi siete già subito attivati, no? Per contattare un po' la Salernitana e capire qualcosa in più. Alberto Caccia, che è qui accanto a me, chiedeva proprio a Claudio Russo qualcosa sull'eventuale operazione di mercato legata a Mazzocchi. Io ho aggiunto legata anche a Demme. Ecco, cosa bolle in pentola? Il fatto che la Salernitana è lì può facilitare un pochino qualcosa, o comunque vale la parola di Luciano Spalletti che ha detto io Demme me lo tengo stretto e ci parlo per farlo restare? Ma guarda Ciro, per onestà dobbiamo dire che i primi a dare la notizia sono stati i colleghi di Sky, però assolutamente c'è stato o ci sarà l'incontro fra Napoli e Salernitana al Reg Duncaria, che come sai è blindatissimo, non abbiamo modo di entrare, ma al massimo di appostarci lì fuori per vedere se per caso Morgan De Santis va a fare un saluto. Diciamo che è più di una possibilità che le due squadre si parlino, l'interesse è veramente forte, così come la volontà di Diego Demme di trovare maggior spazio, giocare con continuità. Allo stesso tempo, Ciro, io sono dell'idea che questo tipo di trattative non sono trattative che possono concludersi ad inizio mercato. Credo che il fatto che il Napoli sia seriamente in lotta per lo scudetto possa condizionare un po' tutto il mercato di gennaio anche in uscita, perché io se fossi Diego Demme, ma non soltanto, prima di lasciare a cuor leggero questo Napoli probabilmente faccio una riflessione in più. Certo è,
che la presenza qui della Salernitana giova alla possibilità che i due club si incontrino, facciano il punto della situazione sulla possibilità prestito, perché in questo momento l'ipotesi è quella lì. E poi in zona c'è anche la Sampdoria, come tu ben sai abbiamo anche provato a organizzare interviste. Chiaramente il momento della Sampdoria è molto particolare e quindi capiamo la risposta negativa da parte della Sampdoria in un momento in cui non vogliono che i tesserati chiaramente parlino di altre squadre, della situazione Napoli, visto che la situazione in casa loro è piuttosto turbolenta. Sì, sì. Ti lascio fare una domanda prima da Sabrina, anche perché mancano 10 minuti e quindi credo che Sabrina debba scappare, che l'Argentina vince 2-0 e quindi Sabrina deve scappare. Allora ti lascio salutare ovviamente Sabrina che ti fa una domanda e poi la salutiamo. No, Manu, innanzitutto devo dire a Ciro che tu la sera esci moltissimo. Ciro non sta lavorando, si sta divertendo, delle foto testimonianza. No, a parte scherzi, volevo chiederti che avevo letto in merito a Demme che la Salernitana avrebbe già parlato con Napoli chiedendo anche un aiuto per ciò che riguarda eventualmente l'ingaggio del giocatore. Se effettivamente questo dettaglio può essere confermato, se ci sono già dei termini in linea di massima su un possibile accordo. Sì, assolutamente. Oggi c'è stato questo primo approccio concreto fra le due parti. Chiaramente la Salernitana, Diego Demme ha comunque un contratto importante, quindi può aver chiesto assolutamente per i soli 6 mesi da qui alla fine del campionato un aiuto economico anche alla SSC Napoli. È chiaro che, come ti dicevo Sabrina, io credo che questa trattativa, come altre, non sia in via di definizione nei primi giorni di gennaio, ma sia una trattativa che possa andare in porto un po' più avanti. È chiaro che dall'altro lato c'è l'interesse forte di squadre come la Salernitana di approfittare il fatto che quest'anno si riparte praticamente con una seconda metà e più, perché manca ancora qualche gara del girone d'andata, con una squadra non dico pressoché completa, però che già nei primi giorni di gennaio puoi andare a completare, perché ci sono tantissime gare fra gennaio e febbraio. Prendere un calciatore ad inizio gennaio piuttosto che a fine gennaio direi che è piuttosto differente quest'anno, perché sono davvero condensate le partite che andranno a giocare tutte. Sicuramente credo che il Napoli accontenterà quelle che saranno le richieste del calciatore. Sicuramente Spalletti un ultimo passaggio con Demme lo farà, non so se già l'ha fatto, però credo che, come dicevo prima, lasciare a cuor leggero questo Napoli è difficile per tutti. Intanto è uscito Alvarez, è entrato Lautaro Martinez e io voglio salutare e ringraziare Sabrina Uccello. Grazie Sabrina. Grazie a voi, ci vediamo tra Sabrina. questi giorni sicuramente. Ci vediamo martedì. Ciao ragazzi, Ci vediamo grazie. martedì per forza. A martedì. Ciao Sabrina, martedì, grazie. Un bacio. Ciao ragazzi, ciao. Lascio ovviamente adesso Manuel Guardasole nelle grinfie di Massimo D'Alessandro e Alberto Caccia. Una tripla domanda. Ciao Manuel intanto. Ciao Massimo, un abbraccio a te Alberto. Ciao Manu. Li ho fatti a Claudio e li faccio anche a te. Complimenti per il lavoro che state portando avanti, un lavoro incredibile Massimo, e di grande qualità. Perché ho un brivido. Che succede? Olanda in attacco, attenzione al traversone, il colpo di testa, gara riaperta, 2-1, si riapre il match, ha segnato l'Olanda. Ma Ciro, non devi sbirciare, Ho avuto un brivido, Manuel, ho avuto un brivido. Questi effetti e le notifiche, questo è il problema. Ha segnato l'Olanda, prego Massimo. Volevo chiederti qualche dettaglio in più sull'amichevole di domenica, che si giocherà all'interno dell'albergo in una situazione del tutto particolare, perché è un mega resort, come ci avete spiegato, illustrato 1000 volte, con addirittura 3 campi da calcio regolamentari e uno, quello in cui ritengo si giocherà l'amichevole domenica, addirittura anche con una tribuna. Quindi ti volevo chiedere se sarà consentito l'accesso al pubblico, se ci sono dei biglietti in vendita o se è a porte chiuse questa partita col Crystal Palace, e poi se ci puoi spiegare, o meglio, quello che ti è arrivato all'orecchio naturalmente, perché hai ottimamente anche illustrato la situazione che vivete, dover raccontare un Napoli che è praticamente blindato all'interno del Regnum Caria. Ti chiedo se prenderanno parte a questa amichevole Rachmani e Juan Jesus, per quello che ne sapete. Allora sì,
Innanzitutto diciamo che domani, così mi dai anche il là per raccontare ciò che faremo domani, ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti alle ore 12 italiane, 14 locali. Domattina racconteremo parte dell'allenamento che è aperto ai media, quindi domattina potremo raccontarvi e mostrarvi parte dell'allenamento e avere chiaramente anche qualche indicazione in più per la formazione, per i nomi che mi facevi tu. Ci sono 3 campi. Sul campo numero 1, quello dove si giocherà la gara, è il campo dove praticamente tutti i giorni si allena il Napoli. C'è una tribuna coperta in parte, che credo sia intorno ai 500.000 posti. Non sono previsti tifosi che arriveranno dall'esterno, ci sarà un po' di pubblico fra giornalisti, invitati o comunque, come posso dire, ospiti delle 2 squadre e della struttura. Non ci sarà una grossa cornice di pubblico come invece è stata per Antalyaspor Napoli, che c'erano 7.000 spettatori, lo ricordiamo, e quindi sì, sarà una partita fra 2 squadre che hanno entrambe svolto il ritiro all'interno del Regnum Caria. Sul campo numero 2 si allena il Crystal Palace, sul campo numero 1 il Napoli, e sul campo numero 2, così mi collego al discorso Rachmani, ieri si è allenato a parte Rachmani. Molto spesso si allena in campo, ma fa personalizzato su un altro campo, sul numero 2 quando non si allena al Crystal Palace, altrimenti sul numero 3. Non sarà del match, mi sento di escluderlo perché sta benissimo, perfettamente in condizione, ma finora non ha preso parte alle partitelle, alle esercitazioni tattiche della squadra, quindi mi sento di dire che a 2 giorni dal match non sarà del match. Sarà del match Juan Jesus, che ieri ed oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Stamattina, oltre ad aver fatto palestra, ha potenziato un po' il suo tono muscolare, ha lavorato in piscina, oltre il tempo che gli altri si sono allenati in palestra, e quindi mi sento di dire che lui questa volta ci sarà. Per il resto posso dirvi che anche oggi Raspadori e Osimhen hanno giocato insieme nella stessa squadra con Politano, e potrebbe essere confermata l'ipotesi di Raspadori dall'inizio o nel tridente o giù di lì da mezzala, che però si muove da supporto ai 3 attaccanti. A proposito di 2, è andato vicino al gol del 2-2 l'Olanda, ma dando anche l'illusione del gol. Sì, sì, l'illusione del gol. È un finale importante, thrilling, di una partita in cui è stata sostanzialmente in controllo quasi assoluto l'Argentina. Sì, sì, sì. C'era anche da aspettarselo, insomma, una reazione prima o poi certo. dell'Olanda. Adesso vediamo con Lautaro in campo se l'Argentina saprà essere brava nel dare il colpo di grazia, oppure continuerà a dare metri a disposizione nella propria metà campo agli Orange come in questo momento. Manuel, l'ultima te la faccio fare ad Alberto Caccia. Manuel, venerdì scorso ti ho chiesto qual era la sensazione nei primi giorni di questa sorta di ritiro, sempre fra virgolette. Calcio Napoli 24 è dal primo giorno, anzi prima del Napoli è arrivato credo il Calcio Napoli 24. Sì, immagino esatto. che sarete gli ultimi ad Hanno andare aperto via. loro l'hotel del Napoli, lui e Claudio. Immagino che sarete gli ultimi ad andare via. Dopo 8 giorni, 9 giorni, quasi 10, il resoconto, al di là proprio dell'aspetto calcistico, tecnico, il resoconto giornalistico e umano di questa esperienza. Allora, sì, dal punto di vista lavorativo del Napoli, di quello che ha fatto il Napoli, molto sinteticamente vi dico che è stato un ritiro atipico, nel senso che non si è lavorato tanto dal punto di vista atletico. Il Napoli ha fatto 3 riposi, ha lavorato 3 volte in palestra, poi per il resto partitelle, esercitazioni tattiche, un po' quello che fanno quotidianamente a Castelvolturno. Quindi hanno solo scelto una location migliore, con un clima nettamente migliore, per una ripresa dopo 2 settimane di sosta che sia più agevole chiaramente rispetto al clima di Napoli. È sicuramente un'opportunità, è un business che è da tenere in considerazione. Io ad oggi, facciamo questo gioco con Claudio Russo, ho contato 20 squadre incontrate in questa settimana, cioè noi abbiamo incontrato in giro, in città, pullman che abbiamo visto di squadre che andavano allo stadio a giocare, di 20 squadre di livello, 5-6 turche che hanno affrontato in amichevoli squadre che vengono praticamente dappertutto, Maccabi Haifa, Rubin Kazan, squadre italiane, c'è Salernitana, Sampdoria, Napoli, poi c'è Crystal Palace e Al City,
insomma, sono passate di qui 20-25 squadre. Questa zona a sud-ovest della Turchia, in questo periodo dell'anno, per i campionati che si fermano, è l'ideale. E l'Italia e i campionati europei che per quest'anno si sono fermati per il mondiale hanno scoperto un posto che è in espansione, veramente in espansione dal punto di vista turistico. Hanno un turismo clamoroso, mi dicono, in estate, perché è una zona molto calda, ricca di resort a 5 stelle, e vogliono espandere con un turismo fatto appunto di eventi, squadre di calcio, eccetera, anche in inverno o comunque nei mesi dove non hanno questa grossa attrazione turistica dal punto di vista climatica, chiaramente, che hanno in estate. Quindi è stata sicuramente un'esperienza molto diversa dalle altre. Avremmo voluto raccontare, ma sempre e senza alcuna polemica, nell'interesse dei tifosi, che forse i tifosi napoletani sono, questo è un discorso che facciamo spesso, anche abbastanza tecnici, interessati dal punto di vista tattico a quello che accade in campo, e quindi raccontare qualche allenamento in più, perché è quello che di solito facciamo a Di Maio a Castel di Sangro. Il Napoli invece ha scelto un resort che è molto rigido da questo punto di vista, ha stretto con loro un contratto di fatto che sicuramente è molto rigido in alcune cose, e è un'esperienza fatta da noi, fatta dal Napoli, con tante cose che si possono migliorare, con tante cose che secondo me anche per loro e anche per la serenità con cui hanno potuto lavorare queste 2 settimane, hanno tanti punti positivi. Non a caso il ritiro voluto da Luciano Spalletti proprio qui, che già era stato in zona con lo Zenit e che ha avuto la possibilità di provare 3-4-2-1, Raspadori mezzala e non solo, che magari lontano da occhi indiscreti è più facile fare, ha avuto il tempo di farlo. Intanto è stato concesso il recupero, che sostanzialmente è un tempo supplementare. Incredibile, 10 minuti minuti. il primo tempo hanno giocato sicuramente Sì, già un tempo supplementare. Hanno giocato Fermo un tempo restando che supplementare. c'è stato un episodio poco fa, una zuffa in campo, Ho visto si è un perso un po' di calciatore sì, ha perso la testa dell'Argentina. Paredes, tra è i due numeri rimbalzato su Van 5, Dijk, però. ha prima falciato Ake, dopodiché non contento, quindi già un fallaccio meritevole quello di ammonizione, ha scagliato il pallone contro la panchina che era a pochi metri dell'Olanda. Ovviamente sono entrati in campo tutti i giocatori olandesi, hanno buttato a terra Paredes, che se l'è cavata solo col cartellino giallo, avrebbe secondo me meritato anche l'espulsione. Ricordiamo, è entrato in campo nella ripresa al posto di De Paul, ed è un finale thrilling a questo punto per l'Argentina, che continua a subire adesso un calcio di punizione proprio in zona centrale, zona pericolosissima, al limite dell'area. Non so se ha sul terreno di gioco in questo momento a disposizione Van Gaal degli specialisti sui tiri da punizione. Io non ho Dumfries brividi. sicuramente batte le punizioni, però Io non ho brividi, Massimo. Non ha brividi, quindi. però puoi disattivare le notifiche, per favore, questa è una cosa intollerabile, per favore. Non ho brividi di freddo, anche se fa freddo tantissimo. Voglio però salutare e ringraziare Manuel Guardasole. Ciao Manuel. Ciao Manuel. Grazie Ciao, a Manuel, voi, complimenti grazie a sempre. voi, un saluto, grazie a voi, grazie gentilissimi. Volevo solo ricordare, domattina da noi saranno alle 9:45, da voi saranno poco prima delle 8, allenamento del Napoli. Io e Claudio Russo monteremo le immagini, le pubblicheremo su YouTube, le racconteremo, e poi chiaramente in diretta la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che un po' chiude il ritiro, non parlerà dopo la partita di domenica. Napoli che tenterà di partire domenica sera dopo la partita. Le condizioni meteorologiche sono veramente avverse. Nel caso in cui non riuscissero a partire, la partenza sarà posticipata a lunedì mattina. E allora sarà un risveglio a tinte azzurre, quello di domani mattina. Ciao Manuel, grazie. Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Ringraziamo Manuel Guardasole in collegamento da Antalya. Gioco fermo, ci sarà il supplemento di recupero dei 10 minuti certo. già esagerati dati Giocheremo dall'arbitro di fino a recupero. domani mattina. Proprio perché il gioco è fermo, c'è un giocatore dell'Argentina in questo momento
a terra nella propria area di rigore, e l'Olanda giustamente Monito Van Dijk. che protesta perché si sta perdendo un po' troppo tempo, però l'arbitro ha già fatto ampi cenni che recupererà sul recupero. Sì, Già, sì, sì. Andremo ripeto, domani mattina. Sì, 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 praticamente. 10 di recupero si giocherà almeno fino al 15° di recupero, almeno, se tutto va bene. No, ragazzi, noi la prendiamo a ridere perché è giusto così, voglio dire, poi stiamo parlando sempre di uno sport, io ogni Certo. tanto ricordo sempre che insomma, dobbiamo essere per definizione proprio semiseri quando parliamo di calcio, però a questi livelli qui improvvisamente decidere che i prolungamenti dei tempi devono essere così lunghi, ma francamente io non lo dico in chiave Napoli perché so qual è la preoccupazione in Massimo, città, per dice adesso piacere, lo fanno non- apposta perché così ci Non lo volevano. diciamo, cioè io Ma mi auguro che non c'entra accada niente, in Serie A ma questo. non c'entra niente perché il Napoli è talmente più forte che se danno più minuti ancora a disposizione Magari alla fa squadra di qualche gol in Spalletti più. fa solo qualche gol in Esatto. più, peggio per gli altri, ma non è questo, è dov'è la serietà se in uno sport quando si gioca è senza preavviso, perché penso che non lo sapesse nessuno. No, Non è che avevano fatto qualche riunione, forse solo tecnica tra gli arbitri, però come spesso succede quando si tratta di fischietti di ex giacchette nere, non fanno sapere niente a nessuno. Voglio dire, nella manifestazione più importante improvvisamente vai a incidere così tanto sul gioco, perché non Sì. è che hai deciso che le maglie devono essere tutte cromaticamente che ne so, di un determinato colore o le scarpette devono avere delle caratteristiche speciali. No, decidi che sono tutte quante più lunghe di 10-15 minuti. È quello Cambia il problema. tutto, cambia Cioè, tutto. Si gioca fino al 105°, ma secondo me si continuerà ancora, come giustamente diceva Alberto Caccia, e l'Olanda ovviamente ha davanti a sé ancora tanto tempo e ci prova, no Alberto? Sta Sì, cercando... anche perché l'Argentina ovviamente è andata in paura dopo il gol subito quasi a freddo, perché poi l'Olanda in quel momento non stava gestendo, non stava assolutamente attaccando, quindi sotto questo aspetto il gol a freddo è stato un po' una mazzata. È stato il primo tiro nello Sì, specchio sì, della sì. porta. Dopo un minuto Sì. ce n'è stato un altro deviato in calcio d'angolo, poi per il resto sostanzialmente tiri dell'Olanda non ce ne sono stati, anche se ovviamente ha alzato il baricentro. Però hai visto, Massimo, è entrato Lautaro Martinez, anche se non si è proprio visto, cioè l'Argentina in pratica gioca in Non lo 10. so, sì, non ha mai fatto un'azione offensiva inquadrato in rimasto in questo panchina. momento Di di Maria è Maria, rimasto che in è rimasto in panchina. Beh, per forza problema fisico, no? Se no, A cioè, questo Di Maria punto non può rimanere diventa un fuori. caso un Di Maria in non panchina. può rimanere fuori anche il Di Maria. Rimane anche Dybala all'inizio del campionato, però, quindi non lo so. Sai, però Dybala rispetto a Di Maria era un calciatore che comunque era quasi in forse nella lista dei 26. Di Maria comunque era parte integrante di Però sai parte cos'è? integrante Hai della situazione. fatto, tu allenatore dell'Argentina, una scelta tattica, mi sembra un po' come il discorso del CT del Portogallo. Hai fatto una scelta tattica e ti ha detto bene, perché proprio quel giocatore che tu hai deciso di avanzare, di far avanzare, ti ha fatto Ti ha gol. sbloccato la gara. Sì. A quel punto sull'1-0 contro l'Olanda metti un giocatore più offensivo e non lo so, insomma io forse al posto suo avrei lasciato Di Maria nonostante la classe che gli riconosciamo, ma non il buon momento di forma, lo avrei lasciato anch'io in panchina. Di Tanto ne sicuro mancano 3 e Martinez mezzo, lascia la palla scorrere sul fondo, sarà l'invio dal fondo quando siamo giunti al 7° minuto di recupero, almeno ufficialmente si giocherà per altri ecco, intanto qui c'è il tifoso dell'Olanda maniera che molto veemente, sì, diciamo così. che si è Ma sì, lasciato, anche perché si è insomma, lasciato andare. cioè, i giocatori argentini stanno diciamo, avendo atteggiamenti sul Malmareggiando. terreno di gioco, no? Quelli soliti, no? Latini, cioè Beh, un po' la ci perdita di sta, no, tempo, si perde tempo, lo fanno si tutti. buttano a terra quando anche diciamo, non sarebbe proprio necessario. Ci ha Cioè, messo il un quarto portiere- d'ora per rinviare dal Esatto, il fondo portiere se la l'estremo prende difensore, comoda se la per prende rinviare, insomma, ma ci sta, fa Qui parte. Lautaro Martinez prova a girarsi, ha commesso forse anche fallo, per l'arbitro è tutto regolare, allora può risalire ancora l'Olanda con la palla lunga lanciata al limite dell'area di rigore e il colpo di testa a liberare, ma ancora la squadra di Van Gaal in possesso del pallone. Tunnel a Messi. Tunnel a Messi, questo passa Tunnel alla a storia. Messi, bisogna Però segnarlo. ha perso sul palla, campo. Perso palla, però resta il tunnel a Messi.
Che si Questo- vendicherà? No, non se ne frega proprio, perché No, Messi, figuriamoci. ma Messi Adesso è mentalizzato. fosse stato preso Ronaldo fallo. lì, secondo me lo rincorreva e lo Sì. falciava. Sono d'accordo, sono d'accordo. Invece Messi è talmente superiore a queste cose che non gli ha fatto proprio nulla. No, Non in si è questo fatto momento è né caldo né freddo. mentalizzato alla semifinale che vuole andare a giocare, quindi di conseguenza Semifinale che ovviamente potrete seguire su Calcio Napoli 24 TV, sul nostro canale YouTube, martedì dalle 19:30. L'Argentina, dovesse appunto riuscire nell'impresa, affronterà la Croazia. Vi commenterò appunto insieme agli ospiti qui negli studi di Calcio Napoli 24 la gara. C'è Cambiasso e Zanetti, guarda Cambiasso e Zanetti come festeggiano. C'è anche Sembrano Solina due alle ultras. spalle, Sì. Crespo, c'era tutto il gruppo, tutto il gruppo Tutta l'Argentina che Argentina canta. e Serie A Con praticamente. sciarpe e mani, bellissimo. Avete Zanetti che è bellissimo. sempre uno preciso sulle sue, invece lì si lascia... l'albiceleste, non... Ultimo minuto, salvo recupero. Ultimo minuto, salvo recupero del recupero recupero, che ci sarà sicuramente. Anche perché brividi non ne ho e quindi L'Argentina ha si rinunciato completamente a giocare. ormai ormai. Beh, ma attende solo il rinunciato, decimo. questo- il decimo Così non o la va decima. bene. Così secondo Quella me non era va quella bene. del Quella Real là- Madrid che voleva la decima. Però vedi, e io ti dico che queste assonanze Real Madrid, Argentina in questa 2022... calcio di punizione Altra al punizione. limite, Via le notifiche, per favore. calcio Via i di telefonini. punizione al limite dell'area di rigore, ingenuità. Ingenuità Una totale qui, spinta, va da lì, si mettono davanti, lui Paredes cercava il fallo, da dietro è arrivato il difensore che l'ha spinto e la... Massimo, vedo che sei in tensione per l'Argentina. sì, adesso o, sì. o sei sul divano scomodo o sei in tensione per No, il l'Argentina. divano è comodissimo. È un po'... Perché sono Un ultimi po' e un secondi po'. da seguire. Insomma, amici telespettatori, c'è un altro calcio Guarda di come punizione in zona prega il portiere centrale, dell'Olanda. Credo al sia limite l'ultimo. dell'area. Non in penso abbia favore mal di dell'Olanda. pancia che si è no. piegato sulle ginocchia, quindi penso che stia pregando per il calcio di punizione che si andrà a battere. Decimo Io- minuto in questo momento di recupero. Siamo andati oltre il 10° minuto, brividi di freddo. Si fa ne notare ho, quelli sì. Lautaro Martinez per le proteste all'arbitro, insomma, è l'unico modo. brividi che di ha. Ammonito freddo, Messi, brividi di freddo. brividi di Ammonito freddo, Messi. quello sicuro, Ah, brividi di freddo, Massimo ci sono. Massimo è concentrato, Massimo è concentrato, Massimo avuto è un brivido? concentrato, attenzione al calcio di punizione dell'Olanda, pericolo, mi sa che qui ci facciamo la nottata. Calcio di punizione per l'Olanda, attenzione. Parte la palla dentro e poi il gol del pareggio. Al decimo. 2-2 al 10° minuto e 35 secondi. 2-2. Ecco, se non si fa polemica su un gol subito al 100° minuto con 10 minuti di recupero, io credo quando si deve fare una polemica. Cioè, qui si Due va tiri in porta. ai supplementari. 10 minuti di recupero. Però Pazzesco. posso dire una cosa, Alberto. Massimo D'Alessandro è stato profetico, perché quest'oggi Massimo ha detto 90 minuti, finiamo alle 10 se vero. tutto va bene. tutto va Ha bene. detto. Me lo Mi sentivo sa- che era E mi sa che andremo partita. avanti ancora per 30 minuti e oltre probabilmente. Calcio di punizione trasformato con uno schema, palla in area di rigore, è arrivato il gol del Ma 2-2. questo non va bene. Adesso vedevo Messi e altri giocatori a protestare con l'arbitro. C'è nervosismo. Le condizioni L'Olanda meno ideali. veramente era alle corde, Sì, era alle sì, corde, sì, era spaesata e sembrava svuotata. Per cui 3 tiri in l'Argentina porta ha ha fatto avuto l'Olanda. tutte le possibilità, tutto il tempo per chiuderla definitivamente questa Forse anche partita. il portiere forse non è stato... Vabbè. Però Lo si è schema tu per tu in quel strano, momento. Indemoniato Messi. gli è andata bene, insomma, un Mi spiace groviglio di sicuramente. gambe gli è andata bene, insomma. Gli è andata Adesso bene, che ha fa? trovato- Fischia immediatamente? Ha trovato il 2-2, intanto si continua a giocare. 12 minuti di recupero. Siamo già entrati nel 13° minuto di recupero. Pregava il portiere dell'Olanda e ha pregato bene, perché ha trovato il gol del 2-2, la formazione Orange, con il gioco che non è ancora ripreso, riparte adesso 12:20 sul cronometro, si andrà appunto a questo punto ai adesso tempi- attenzione ai tempi perché- supplementari. Alta la situazione. Dal punto di vista mentalmente psicologico sicuro. l'Olanda adesso è a 1000 e tra l'altro c'ha tutti i giocatori offensivi in campo, sì. mentre l'Argentina no.
che l'Argentina nell'ultima mezz'ora ha pensato a chiuderla. È finita, si va ai tempi supplementari. L'Argentina conduceva per 2-0 in controllo. Abbiamo salutato Sabrina Uccello e si è andati sul 2-2. Non lo so se è un caso. Pazzesco. Mi sa che conviene richiamarla. Sì, penso che Sabrina, penso forse anche la stessa Sabrina vorrà reintervenire a questo punto. Nel frattempo un po' di... Diceva giustamente Emanuele Bernardo che visto che la pizza ce l'abbiamo, mettiamo pure le brandine, il divano è quello che è, mettiamo le brandine, l'allunghiamo. Sì, devi fare un'altra piccola pausa in modo che bisogna... si va avanti ad oltranza. Sbollire il nervosismo. È difficile, commentare in questo momento diventa davvero difficile perché eravamo tutti convinti di questo passaggio del turno dell'Argentina dopo il rigore di Messi. No, mi sa che ci siamo rilassati un po' noi parlando anche di altro. Mentalmente non abbiamo rilassati anche i giocatori dell'Argentina. Probabilmente sì, il 2-1 poi ha fatto sì che la paura abbia preso il sopravvento, il nervosismo, un po' di fortuna per l'Olanda c'è stata, dobbiamo dire anche questo perché poi ai punti l'Argentina avrebbe comunque meritato la vittoria, merito agli olandesi che però sono riusciti ad ottenere un 2-2 credendoci al netto di tutto e vedremo. Di certo, il 2-0 è come se avesse fatto scattare la molla nella testa dei calciatori dell'Olanda. Paradossalmente forse era meglio l'1-0 almeno per un altro po'. Perché con il 2-0 l'Olanda in pratica si è risvegliata, o meglio, si è svegliata finalmente, è entrata in partita e ha trovato con 3 tiri. Perché poi sostanzialmente ha fatto l'Olanda ha fatto 2 tiri nello spazio, stavo guardando le statistiche. Sì, anche perché il secondo tiro dopo il primo gol era fuori. È uscito fuori, sì. Esatto, 2 tiri in porta, 2 gol. Ho pensato magari siamo distratti un attimo, cioè le pizze, le cose. Proprio una partita davvero stranissima e niente. Insomma, conferma che l'Argentina, ripeto quello che ho detto all'inizio della partita, in tempi non sospetti, per me Messi è poco altro, la qualità ce n'è a poca, però gli riconoscevo una grande garra a questa, no? Una grande grinta, una voglia di arrivare, cioè che non si è vista nel momento in cui invece i giocatori avrebbero dovuto tirare fuori gli artigli. Ha innervosito incredibilmente il finale Paredes con quell'episodio del tutto inutile. Tu stai vincendo una partita in controllo 2-0, prendi il gol 2-1, non la devi innervosire, devi tranquillizzare, addormentarla il più possibile. Invece Paredes fa un fallo sulla tre quarti, una zona già pericolosissima, e scaraventa con forza il pallone contro la panchina avversaria. Insomma, io credo che lo schema dell'Olanda sul calcio di punizione col coccodrillo dietro la barriera, credo che sarà con ogni probabilità ripetuto da tante squadre. Perché col coccodrillo dietro la barriera loro hanno fregato tutti, messo la palla nel cuore dell'area di rigore con un tocco, e la conclusione del dato ha segnato, adesso vediamo, vado a vedere perché mi sfugge il nome del secondo marcatore. Allora, doppietta di Vergost, quindi ha segnato Vergost, tutti e due lui li ha fatti. Tra l'altro l'attaccante è entrato al 78esimo minuto al posto di Depay e ha trovato 2 gol in 20 minuti, perché poi ha giocato 20 minuti. C'è Scaloni intanto che qua faccia a faccia con Lanoz, uno della squadra arbitrale. Credo che Scaloni pagherà anche in qualche maniera successivamente questo faccia a faccia molto cruento che stiamo vedendo dalla TV. E adesso diventa difficile perché mentalmente ovviamente l'Olanda ha il vento in poppa, l'Argentina si ritrova a giocare dei supplementari dopo aver pregustato a 10 minuti dalla fine, forse anche meno, la vittoria finale, e diventa difficile anche perché credo che dal punto di vista tecnico-tattico adesso Scaloni, non ricordo le sostituzioni, forse ne ha fatte 4? Allora, l'Argentina ha fatto 1, 2, 3, 4 sostituzioni, sì. 4 sostituzioni anche l'Olanda. Ok, quindi andando ai supplementari c'è uno slot in più. Ce ne sono 2 comunque di sostituzioni ancora. Gioca in Turchia, nel Besiktas, questo autore della doppietta contro l'Argentina, un ragazzo di 1,97 m, insomma, tenerlo a bada quando in forma. Invece Depay anche questa partita si è confermato un giocatore da prestazioni alterne, mai quando serve, quando serve scompare al campo. Insomma. Tanto non so cosa sia stato dato all'arbitro, il quarto uomo ha dato qualcosa all'arbitro, forse la monetina. Però le squadre già sono schierate, quindi... Palla che viene
Sì, no, la sì, sì, monetina, la moneta, è stata sì, sì. la monetina, forse gli ha dato qualcosa per andare a prendere una bibita fresca, visto che bisogna giocare. Speriamo che non diano minuti di recupero ai tempi supplementari, altrimenti veramente si giocherà Però, fino a No, domani oggi l'hanno mattina. fatto. Oggi l'hanno fatto. Sì, sì, oggi lo hanno Poco, fatto. però sono limitati, vabbè, anche perché. Beh, ci però mancherebbe. oggi non ci sono stati 15 minuti, nonostante Ma guarda che il erano di più, Erano di più, intanto si riparte, che adesso hanno dato 12 minuti di recupero e 5 nel primo tempo, sono 17 minuti minuti. di recupero totali. Sarà contento il nostro Emanuele Bernardo, che io non sento Vittorio, Bernardo mi sa che si è addormentato sulla sedia. Dove? Si è addormentato sulla sedia. Palla lunga, termina direttamente sul fondo e adesso, può rendersi pericoloso chi ne ha di più, no? Perché si gioca già da 107 minuti, bisognerà giocare per altri 30 minuti, adesso chi ne avrà di più, no? Diciamo che secondo me adesso l'aspetto mentale conterà prima di tutto, al di là di quello fisico. Quindi in questo momento, almeno per questo inizio di primo tempo supplementare, la cosiddetta garra credo sia molto più olandese che argentina, però come abbiamo visto prima il calcio è così una scienza inesatta, anche in questo caso, che magari arriva quel lampo che ti cambia nuovamente il tutto. Massimo, il L'Argentina deve, secondo me, a questo punto, io sono messiano convinto, però il capitano in questo momento secondo me fa la differenza. C'è stato un momento di pausa tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio di questi supplementari in cui il capitano deve fare un attimo quadrato insieme all'allenatore e ritornare al centro dei discorsi offensivi che a un certo punto sono totalmente scomparsi dell'Argentina. Segnato il secondo tempo, ha tirato completamente i remi in barca. Invece l'Argentina è superiore a quest'Olanda, almeno quella vista stasera per gran parte della contesa, per cui deve ritornare a giocare il calcio semplice che ha giocato nella prima parte e poi metterci del suo nei 30 metri finali. Però è anche vero che Messi non è più un ragazzino. No, ma a me infatti verrebbe Massimo da fare un altro nome, perché potrebbe essere magari questo il momento della svolta del mondiale. Lautaro Martinez. Lo so, però c'hai anche Dybala in panchina. C'hai anche Dybala in panchina, ma non togli Messi. C'hai Dybala e Di Maria. Ma non togli Messi, però. Io Messi non lo Ma no, anche perché se si fa i calci di rigore, hai tolto Messi dal campo, ti sei suonato la zappa sui piedi da solo. No, ma questa Argentina contro quest'Olanda non può andare ai calci di rigore, cioè non può rischiare così tanto. Non è, sono d'accordo. Cioè è un match che, ripeto, fino al 70° ai punti non esisteva, cioè era nettamente a favore della squadra sudamericana. Cioè Guarda che palla ha l'Olanda preso non pervenuta. in uscita l'Argentina adesso. Questo fa capire anche, vedi, che l'aspetto mentale in questo Grazie, è arrivato momento l'orario dello spritz? Ah no, è acqua fresca. Acqua fresca. Il nostro amico Iple, tifoso della Corea, ogni volta che è venuto qui ospite nelle 4 gare della Corea ha portato sempre qualche prodotto tipico della Corea, quindi abbiamo assaggiato, Ma ce li porta pure mo'? Adesso la Corea è uscita. La Corea è uscita, quindi è uscito pure l'amico. Vabbè, ma anche per simpatia, no? Non si può fare. Per gemellaggio. Sì, è uscita la Corea, per fortuna direi, è uscita la Corea, così Kim Min-jae, intanto Argentina in attacco con la palla per Lionel Messi, e Messi che cambia gioco in area di rigore, il controllo di petto sembra quello dello stop ad inseguire. Questo è lo stop ad inseguire, provato col petto, il pallone in pratica è rimbalzato sul petto e poi c'è Messi che va, piccolo trotto, dà fastidio l'estremo difensore degli Orange, guardate qua, o meglio, guardiamo noi, ve lo raccontiamo, lo stop, poi tocco sotto di ginocchio per la palla che comunque poi termina tra le braccia del portiere dell'Olanda, 94 sul cronometro, il cronometro che è tornato indietro. Pratica che dal 107esimo è tornato al 94esimo, mi fa sorridere tanto questa cosa. Sai Ciro, mi veniva in mente, prima citavi anche i vari Olanda-Argentina che si sono disputati ai mondiali, quello del 98, che era, se non erro, proprio un quarto di finale, vedeva, ricordo quella gara, la prima Argentina post Maradona ai mondiali, quella del 98,
un 1-1 scontatissimo, tutti pregustavano i supplementari e poi Bergkamp si inventò quel gol straordinario a scavalcare il difensore, a fare una sorta di volée e poi tirare direttamente e segnare. E mi ha ricordato un po' quella gara, in quel caso sancì la fine perché poi si andò direttamente alla qualificazione per l'Olanda e adesso ancora una volta, ancora un quarto di finale e ancora una volta l'Argentina ha, speriamo solo momentaneamente, come bestia nera degli ultimi minuti l'Olanda in un mondiale. Speriamo che questo però possa essere tramutato in altro in questa mezz'ora di supplementari. Di sicuro allora, ragazzi, scusami, ti interrompo, la verità è che adesso guardavo questo tentativo di costruzione di azione da parte dell'Argentina, manca De Paolo. No, manca De Paolo, ragazzi. Paredes non è all'altezza di sostituire come uomo fulcro un giocatore come De Paolo in questo momento, che purtroppo è uscito anche perché non stava benissimo nei giorni della vigilia, ha avuto dei problemi a recuperare al match precedente e quindi era logico che a un certo punto sul 2-0 tirasse fuori. Adesso vediamo, io veramente fatico a immaginare questa Argentina di questa sera che finisce ai calci di rigore con l'Olanda. Lo vedo e non ci credo. Di sicuro quello che possiamo dire è che in questo stranissimo mondiale invernale che si sta giocando in Qatar cominciamo a divertirci perché non c'è niente di scontato. Questo sì. Abbiamo visto l'Argentina perdere con l'Arabia Saudita, abbiamo visto il Giappone battere compagini comunque importanti, abbiamo visto la Corea andare agli ottavi e giocare contro il Brasile, abbiamo visto il Brasile stesso oggi uscire dal mondiale con la Croazia. Se vogliamo, le partite secondo me sono state un po' tutte mediamente, diciamo, generalizzando e anche tanto, più o meno di buon livello, anche le individualità sono tranne emerse. quelle del Qatar. No, vabbè, il Qatar è una cosa clamorosa, vabbè, ma lì potremmo fare una trasmissione Potevamo a parte. giocarcela pure noi contro Ragazzi, il ma voi avete visto la cerimonia d'apertura dei mondiali? Avete visto a un certo punto il filmino mandato all'Emiro? Sì. Dedicato al papà, le immagini dell'ex Emiro, l'Emiro padre che giocava con i suoi amici nel deserto a pallone. Ragazzi, ma sembrava la festa sopra casa, il compleanno, che fanno vedere a un certo punto il filmino, il 18esimo, una cosa ridicola. Ecco perché ci troviamo a commentare un mondiale del genere. Dice no, ma però è tutto organizzato perfettamente e vorrei anche vedere nell'arco di 70 km ci sono tutti gli stadi a disposizione, regole ferree per chiunque, uno l'hanno smontato, vorrei anche vedere, insomma. Se alla fine diciamo, a dispetto di tutto fossero venuti fuori anche problemi organizzativi, sarebbe stato davvero il colmo, in considerazione anche le disponibilità economiche messe in campo per organizzare tutta questa roba qua. 220 miliardi di dollari, lo ripetiamo. No, dicevo anche le individualità, cioè finora, aiutatemi nel ragionamento, ci sono dei giocatori che erano attesi ad alti livelli e non si sono visti, pochi, cioè Mbappé ha fatto il Mbappé, anche lo Messi, stesso Ronaldo anche bene o male ha fatto il Ronaldo con certamente le sue sfumature. all'inizio, Sì. Diciamo non ci sono stati dei flop clamorosi, sto dimenticando qualcuno, qualche flop clamoroso, la prima fase forse no. Credo Cioè, di nonostante anche il brevissimo tempo a disposizione per la preparazione, mi sa che le squadre sono arrivate anche dal punto di vista, cioè sta storia dell'aria condizionata negli stadi ha funzionato perché non ci sono stati problemi. Loro stanno freschi. Noi abbiamo freddo. Ambientali, climatici, eccetera. Però se Emanuele superare. Bernardo mi dà l'ok, noi abbiamo preparato qualcosa. Beh, quando gioca Lionel Messi è sempre complicato marcarlo, no? Però bisogna... gli allenatori studiano, magari preparano gabbie e guardate qui, rincorrono 3 calciatori in pratica a Lionel Messi, una sorta di vera e propria gabbia, no? Nei confronti di Messi. Ci mancherebbe un calciatore del genere, è giusto che venga marcato in un determinato modo. Però è anche vero che noi vi abbiamo raccontato, ma non vi abbiamo fatto vedere ancora quel tifoso olandese che prima, con un epiteto appunto, Massimo, l'abbiamo scovato.
Ah, eccolo là. Eccolo qua, lo vediamo. E diceva ancora un minuto di recupero. Ancora un minuto di recupero chiedeva, e infatti È poi stato accontentato. Sì, esatto, è arrivato il gol in quel minuto di recupero lì, proprio quel minuto di recupero lì. Soprattutto per l'Argentina è stato quel minuto di recupero. Quel minuto di recupero, sì, è proprio così. Siamo giunti al minuto 100 sul cronometro di nuovo, 100, ormai. c'era ok al prezzo giusto, che tu giravi la ruota e si faceva c'era. 100, 100, ci siamo arrivati. Al 100° minuto di gioco di questo Mamma mia, match decimo, io ormai... Ragazzi, ma che giornata al mondiale, Cioè, dopo lo shock dell'eliminazione... Attenzione al Brasile, perché è c'è stato uno qualcuno shock. a terra lì, secondo me l'ha visto, c'è il fischietto stava in lì. bocca e ha fermato il gioco. Lo chiama. Secondo Qui vediamo. me, qui ha fatto una stupidata. Hai un Timber. brivido? Mi sa che ha fatto una stupidata Timber. No, brividi non ne ho. Ok. Non ho nessun brivido. Però mi sa che l'ha No, è stupidata. fortuito. E Fortuito. Messi Meno ha di fatto uno quello. scatto e è andato a sbattere sulla spalla Senza dell'avversario. vedersi. Sembrava Messi c'è qualcos'altro. alcuna È volontà. piccoletto Messi. perciò- Meno male non si è fatto niente, alla infatti. Materazzi Zidane invece. No. Pensavo si fosse fatto qualcosa, invece no. Fortunatamente per l'Argentina Messi è ancora in campo regolarmente, Forse il anche naso, se... vedo un po'. Lui, intanto il calciatore dell'Olanda, no, perché la sicuramente ha avuto un spalla colpo poi di Messi ha sbattuto evidentemente sul lui si è volto abbassato. del all'occhio. difensore olandese. Calcio di punizione, 2-2 Messi ancora. sul Però siamo pallone. siamo distanti. Sì, molto dalla distanti. La metterà sicuramente in mezzo Lionel Messi, il pallone nel cuore dell'area che viene rinviato dalla difesa orange, e ancora l'Argentina però in possesso del pallone il capitano, il numero 10 Messi, che la mette in mezzo nella terra di nessuno. Male Palla questa. che termina sul fondo. Però mi sa che un po' di sangue ce Si è l'ha. fatto che male, ha gli esce rotto qualche dalla bocca. dente? Sì, non so se si è rotto qualche dente, però vedo, almeno dalle immagini, sembrerebbe qualcosa. Gli argentini ammutoliti. Vorrei anche vedere purtroppo dopo un epilogo di una gara che avevi in mano fino al minuto 82, 2-0, e senza assolutamente rischiare, poi ti ritrovi 2-2, sicuramente è una mazzata. Io però dico, al di là di questi maxi recuperi, c'erano effettivamente, anche secondo questa nuova valutazione del mondiale, ma c'erano questi 10 minuti di non lo so, recupero? 2 gol Secondo me no. Si è perso il tempo forse in quella rissa di e 8 Paredes. sostituzioni. quel minutino perso con 8 Paredes. sostituzioni. Sono 4 minuti. Si è perso un minuto con Paredes, sono 5. 2 gol, voglio arrivare a 6. Calcolano 1 minuto e mezzo a gol. 1 minuto e mezzo a gol, e allora sono 8. Ma si è giocato 10. fino al 12° minuto di recupero. Ce ne sono 4 in più. Secondo Anche me. perché ottiene... Attenzione che l'Olanda non sta approfittando di questo momento favorevole dal punto di vista, cioè l'Argentina si vede ancora sotto shock, secondo me a cominciare da Scaloni ancora non ha capito bene come deve mettere la squadra in campo, e soprattutto che sostituzione, sempre che ancora non ci siamo distratti, ne abbia nessuna una sostituzione. ok, No. ce n'è ancora, se la fa o non la fa. All'Argentina manca qualcosa, manca l'anello di congiunzione tra, vedi, la difesa e l'attacco, prova sì. solo a verticalizzare, a provare a servire come sempre Messi, che però insomma, gli anni passano pure per lui, arrivati al 104esimo minuto 2 di volte. gioco, E poi in preso realtà un po' le sarebbe un mazzate. 104esimo più 17 di recupero sì. stanno Dovrebbero giocando già da, essere ragione, finiti i hai ragione, supplementari. hai ragione. stanno giocando già da È 2 teorico, ore, quindi sì, già l'hanno fatto i 120 praticamente. 120 più 17, 137 minuti di recupero. Se sta da 3 minuti di diventando- recupero hanno giocato 140 minuti, 2 ore e 20 hanno giocato. una cosa assurda. 2 ore e 20 di partita non Dai, anche riuscirebbe a farle l'esperienza di neanche Emanuele Otamendi, Bernardo. adesso questo è quello che ci vuole. Calcio di punizione con Messi che la mette in mezzo.
Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcionapoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcionapoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcionapoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcionapoli 24 TV, mai più senza. Eccoci qua, rientriamo. Piccolo momento di pubblicità che è passato, siamo rientrati dagli studi di Calcionapoli 24, la gara prosegue 2-2 il punteggio, tempo supplementare che sta, il primo appunto tempo supplementare che sta ultimando. Alberto, è un'Argentina che vuole portare a casa il risultato, certo. Ma l'Olanda però... Secondo tempo. Intanto si va al secondo tempo supplementare, però dicevo, è un'Olanda che però ha trovato il 2-2 e si è rimessa in gioco, no? Si è rimessa in pista. Sai, come dicevamo, è difficile in qualche maniera poi riprendere il bandolo della matassa e l'Argentina l'ha dimostrato in questo primo tempo supplementare che è davvero difficile giocare in una condizione mentale tale che ti porta a prolungare una gara che avevi praticamente stravinto in quel momento fino a poco meno di 10 minuti dalla fine. Questo inizio di secondo supplementare dimostra ancora che forse l'Argentina può aver messo alle spalle questa impasse e vediamo adesso anche con questo calcio d'angolo che Messi cercherà di tramutare in oro per i suoi compagni di squadra. Tiro della bandierina quindi per l'albiceleste con il capitano Lionel Messi, una sorta di trenino nel cuore dell'area di rigore, palla in mezzo, l'uscita è presa alta da parte dell'estremo difensore dell'Olanda, si tratta ovviamente di Noppert che è andato a bloccare. Questo Noppert
che ha giocato in Italia, che o meglio non giocava in Italia perché portiere di riserva al Foggia, che Alberto Gerbo, che gioca nella Juve Stabia, conosce in quanto Alberto Gerbo era capitano di quel Foggia e conosce bene questo lungo portiere olandese che con il Foggia in pratica il campo non l'ha mai visto. Però sai, questo dà anche dimostrazione che la Serie B, la Serie C, campionati che sono tanto bistrattati da tanti, sono campionati che comunque in qualche maniera hanno anche tanta qualità tale che ti può portare anche poi a diventare a lungo andare il titolare di una... Cioè pensa un po', panchina con il Foggia, titolare al mondiale contro l'Argentina. Sono storie che fanno bene al calcio in generale, sono storie belle da raccontare e questa sicuramente del portiere olandese è una bella storia perché in questo momento si sta giocando l'accesso alla semifinale di un campionato mondiale, una di quelle favole che tanti vorrebbero vivere o comunque raccontare. Non ci siamo ancora concentrati sulle gare di domani, perché ovviamente domani si giocheranno le altre 2 gare dei quarti di finale, Marocco contro Portogallo e Inghilterra contro Francia. Questo Marocco, Alberto, ha sorpreso un pochino tutti. È una bella squadra, una squadra sicuramente che ha sorpreso tutti, soprattutto perché fra quelle africane non era sicuramente la più accreditata, diciamo così, molti si aspettavano altre nazionali, penso al Ghana e penso ovviamente al Senegal. Però il Marocco ha dimostrato in maniera ampia, anche dal punto di vista tattico, di essere una squadra sempre sul pezzo. Una squadra che si è saputa giocare non solo l'accesso al turno, ma poi successivamente giocarsi punto a punto l'accesso a questo quarto di finale dove è meritatamente, dove ci è arrivata meritatamente. E sotto questo aspetto è una squadra che secondo me domani potrebbe riservare anche qualche ulteriore sorpresa. Ovviamente i favori del pronostico le sono contrari, però attenzione perché è una squadra che è ben messa in campo e poi parlando di storie belle c'è dira o che dira, Sì, che dir sì, si voglia, mi che si scusi dir il si gioco, voglia, bravo. il gioco di parole. È un'altra bella storia da raccontare e ne è contento sicuramente anche Aurelio De Laurentiis e la famiglia De Laurentiis. Starà visto che- guardando con con attenzione, con perché attenzione. si può impennare sicuramente il La sua valore del valutazione. cartellino Certo. di questo giocatore. Calcio di punizione per l'Olanda, poi dicevo c'è l'altro quarto, intanto Messi calcia a giro, palla alta sopra la traversa, l'altro quarto di finale è Inghilterra-Francia. Beh, questo invece è un match storico, no? Inghilterra contro Francia. È quasi una finale anticipata, se così possiamo dire, no? Inghilterra-Francia è un grande classico del campionato del mondo, del campionato europeo, e sono 2 squadre sicuramente importanti. La Francia ovviamente in questo momento con l'uscita del Brasile resta la candidata principale, la favoritissima principale dopo l'uscita anche del Brasile. Però l'Inghilterra è una squadra quadrata, come dicevo prima durante il match, è una squadra anche che, pur non avendo quel fuoriclasse che ti ruba l'occhio, è una squadra che però riesce a trovare risultato, a fare risultato, è una squadra che secondo me domani potrebbe anche fare, non dico una sorpresa perché poi se l'Inghilterra dovesse eliminare la Francia non è una sorpresa, però può fare il colpaccio. Allora tu che cosa dici? Portogallo-Inghilterra, questa è la semifinale? Secondo me potrebbe esserlo. Al massimo? Beh, innanzitutto ben ritrovati. Noi abbiamo fatto tutta Vabbè, conoscenza. no, ragazzi, perché altrimenti devo tante ore di diretta, scattava veramente il rapimento quasi. Quindi. No, Pronto Di Maria, dicevo, intanto. anche perché siamo un po' sotto shock Sì. per questo finale di match tra Argentina e Olanda. Finale match intendiamo al 90esimo, perché nei tempi supplementari finora non è accaduto nulla, però segnaliamo la quinta e ultima sostituzione decisa eccolo qua. Dentro arriva Di Maria, fuori Di Maria. Martinez. Beh, Di Maria a 9 minuti dalla fine, sì per provare a vincerla, ma sicuramente anche col pensiero ai calci di rigore. È inevitabile, no? Penso che in questo momento sei a 9 minuti più eventuale altro extra recupero. Però attenzione, c'è Attenzione un all'Olanda che contropiede si dell'Olanda. porta in avanti, ottima la chiusura in scivolata, No, ma gli c'è ha dato calcio di fallo. punizione, no, Addirittura anche giallo. giallo anche, su Paredes.
Paredes che è stato Ma ammonito. Paredes non è già stato ammonito? Allora non sarà Sì. stato ammonito lui. Allora no, forse ha solo protestato. Sì. No, No, ammonito. infatti Sì, ha infatti, ammonito è Pezzella. Pezzella. German Pezzella. Ammonito per l'Albi Ex Celeste. Fiorentina. Ex Fiorentina, sì, sì, è entrato. Sì, a forbice prende il Sì, pallone, sì, la sì, prende sì. pure Preso entrambe le tutto. gambe. Sì. Ha preso tutto là, tutto quello che si poteva prendere Sì, ha l'ha preso, preso. se l'è portato a casa. Calcio di punizione per l'Olanda, 12 sul cronometro di questo secondo tempo supplementare e poi chissà si andrà eventualmente ai calci di rigore. No, per quanto riguarda la domanda di prima, io mi sono già espresso molto favorevolmente al Portogallo, per cui per coerenza nei confronti di me stesso, se non altro, Dici Portogallo. continuo a dire Portogallo, per cui pur Dall'altro lato, avendo invece? apprezzato il Marocco finora, mi piace molto anche la favola, questo Marocco, facente parte di un continente che dal punto di vista calcistico mi ha molto deluso, devo dirlo, perché le squadre, soprattutto quelle africane, vari Senegal, Camerun, Ghana, mi aspettavo francamente molto, ma molto di più, in considerazione anche Come del ogni fatto mondiale. che... No, ma si giocava anche quasi in casa Sì, loro, questo sì, voglio dire. questo sì, è vero. Diciamo in luoghi perlomeno più abituali, ecco, se non altro per trasferte, eccetera, per abitudine, quindi credevo che si facessero trovare meglio, invece l'ho viste tutte chi più chi meno appesantite innanzitutto dal punto di vista fisico, incredibilmente. Però tornando alla partita, 114esimo in corso, Sì. tra Olanda e Argentina Però è non mi sempre hai detto 2-2. dell'altra, Inghilterra-Francia, c'è la semifinale Portogallo. Secondo me la semifinale sarà Portogallo-Inghilterra, Portogallo-Inghilterra. pur riconoscendo alla Francia una superiorità sulla carta, ma secondo me l'Inghilterra quest'anno è squadra quadrata, più cinica, essenziale, sta bene fisicamente e quindi concordo con Albertone Calcio. Portogallo-Inghilterra, però possiamo definire un po' il Marocco la sorpresa di questo mondiale. Decisamente. Attenzione qui, Mamma mia, la palla mamma deviata, Lautaro Martinez Ancora è andato a Lautaro botta Martinez sicura, a questo Forse punto. però c'è qua stata non è la colpa deviazione. Non è sua, colpa sua, deve farsi benedire perché questo sì. veramente Era proprio- Cioè, l'ha colpito. C'era era Guarda tiro lì, perfetto, ho trovato credo. Van Dijk proprio sulla traiettoria Sì, del pallone, vedi, perché sì, secondo me era gol entra. questo. Secondo me sì, finiva sotto la traversa. Occasionissima per l'Argentina, sarà invece comunque calcio d'angolo, tiro dalla bandierina con il pallone di Di Maria messo in mezzo, si impenna, poi ancora Van Dijk che spedisce il pallone lontano. Un'Argentina che comunque ci sta provando, questo lo possiamo Sì, il secondo tempo supplementare sembra aver dato altro smalto a questa squadra che sembra aver messo alle spalle almeno il trauma di questo 2-0, 2-2 in pochissimi minuti. Ennesimo calcio d'angolo in questo momento. Di Maria, il pallone per Messi, poi al centro, attenzione alla conclusione, deviazione, la palla termina alta sopra la traversa, Argentina, guarda lì come l'ha rimbalzata, presa poi. si è impennata, secondo me la maglia del portiere è verde, ma è diventato verde anche il portiere Lui, sì, dell'Olanda. sì, sì. Due No, occasionissime per l'Argentina, Sì. ancora una volta vicinissima alla segnatura, mentre l'Olanda, insomma, ragazzi, noi siamo schieratissimi qua, per chi si fosse messo all'ascolto. Non si vede, non si percepisce per niente il pallone in mezzo, ancora la difesa a liberare, ancora Argentina che prova in questi ultimi 4 minuti e mezzo, si spera, finali di tempo, altro calcio d'angolo con Lang che è entrato in campo. È iniziato proprio bene, qualche minuto fa. è entrato bene Di Maria, direi, Sì, no? è entrato bene, Decisamente. sì, è entrato bene. Vabbè, anche Tiro che gli dalla altri sono bandierina. stanchi, ultimo tempo supplementare. Un calciatore come lui può fare la differenza. Palla in mezzo, colpo di testa, ancora Terza sul fondo occasione, di Tre Pezzella. occasioni in 3 minuti praticamente. Pezzella l'ha messa di testa, la girata, deviazione che termina alta. È stato un pochino spinto da che forse ha perso la coordinazione, la palla si è alzata, no?
Sì, un leggero tocco però. Non Sfortunata da calcio, non da l'Argentina. rivedere al VAR, francamente. No, non c'è nulla. Noi stiamo rivedendo ancora tutte le azioni da gol fallite dall'Argentina. Questa non è fallita dall'Argentina. Qua è stata fortunata l'Olanda, onestamente. Decisamente, anche perché il rimpallo 9 volte su 10 magari va almeno nello specchio della porta, lì si impenna sopra la traversa il pallone. Peccato, però l'Argentina in questo momento c'è. Mi sembra che sia tornata l'Argentina di quella... Mancano 3 minuti. 3 minuti, quindi o trova il gol in questi 3 minuti. Salvo recupero, per cui tutto può essere. Salvo recupero, esatto. oppure si andrà Un altro calcio di ai punizione, calci no, di rigore. non ravvisato. Attenzione all'Olanda. Olanda che va via in Attenzione contropiede, all'Olanda, ma c'è palla la al chiusura. centro, pericolo scampato per il momento. Con la traversone sul Palla secondo al palo, centro. palla buona che guardia al portiere. Martinez- Velenosa, palla velenosa. Mamma mia, che brivido, che brivido. Lang è stato a metterla in mezzo, è uscito Martinez in 2 tempi. Qua stava facendo la mia, frittata. Sì. Qua stava facendo la frittata. Ultimo sforzo per l'Argentina. 17-20. Al termine comunque di una partita vincente, cioè al netto diciamo, del nostro essere schierati fin È stata una partita bella da vedere, è stata bella, soprattutto nel secondo tempo. Il primo è stato un po' forse più... molto bloccato. Messi bloccato. prova la giocata, Messi, attenzione, seguiamo Messi. Messi Messi, cerca il cioccolatino a pallone. sinistra, All'interno dietro. dell'area di rigore c'è ancora però l'Argentina che è costretta ad uscire. Ci sono tutti i calciatori dell'Olanda in pratica nella propria 3/4 Linea difensiva. 7 praticamente della Sì, difesa del... sì. Ci L'Argentina sta. prova il forcing finale, non riesce a trovare sbocchi. Qua serve la giocata del campione. Serve solo la giocata del campione, altrimenti non riesci a sfondare il muro dell'Olanda, che però riconquista il pallone, prova a ripartire in contropiede. Attenzione, sono 3 contro 3. Ora torna però un pochino qualche calciatore. Attenzione, palla in mezzo, esce Martinez, blocca in presa. Argentina che può distendersi, Argentina che prova a portarsi in avanti a caccia del gol in verticale, il pallone cerca e trova Lautaro Martinez che calcia col sinistro, Noppert ci arriva e ancora Lautaro Martinez che rincorre la sfera, si accontenta della rimessa laterale. Faccio notare che la prima azione, quelle che vedo, che noto almeno dell'Argentina, che non passa attraverso i piedi di Messi, cioè non puoi avere uno schema sempre quello. Qualsiasi cosa accada, palla a Messi. Questa volta non è accaduto, sono andati via sulla destra, palla al centro, Martinez si è preso una responsabilità, ha provato un tiro molto bello e anche efficace verso la porta. Ora c'è Di Maria, prova ad arrivare Di Maria sul pallone, che però nell'anticipo Pezzella gestisce il pallone ancora per Angel Di Maria, dentro in verticale, la palla non passa, viene intercettata. 119-22 sul cronometro, siamo a pochi secondi dalla triplice fischio, anche dalla conclusione di Messi, che però si spegne sul fondo. Pensavo andassi a morire nell'angolino, sai? Si dispera. Mi ero convinto. Secondo me un ciuffo d'erba ha deviato la traiettoria di quel pallone che sembrava indirizzato, è stato deviato, altro che ciuffo d'erba. Dai, Di Maria dall'angolo. C'è il pallone che viene messo in mezzo a giro, a rientrare. Quasi gol Noppert, direttamente da ci è calcio arrivato Noppert. Questo era gol, l'ha tirato in porta. Questo era gol, ha tirato in porta Di Maria. Vabbè, però diciamo molto ottimistico come... Messi, la conclusione, ancora il palo dell'Argentina, con Fernandez. Mamma mia. La conclusione colpisce il palo, Noppert battuto. Siamo nel recupero, l'Argentina l'avrebbe meritato. Non devi allargare le braccia, non deve convincersi di cose che non sono, che non è serata, che non è destino, robe di questo genere. Non deve, a parte che c'è ancora qualcosa da giocare. Poi c'è i calci un altro quarto d'ora, si giocherà fino al 240esimo, si giocherà. Il rinvio di Noppert, non c'era stata deviazione, si giocherà per un minuto, quindi mancano 10 secondi al triplice fischio finale. Si andrà quindi ai calci di rigore di un match davvero dai due volti, quello di 3/4 gara con l'Arfinita
è finita con l'Argentina avanti di 2 gol e quei 15 minuti che sono costati il pareggio con i 2 gol subiti dall'Olanda. Si va ai calci di rigore. Incredibile. Si va ai calci di rigore. E allora, io direi a questo punto Messi, di avvertire il nostro Emanuele Bernardo di non darci indicazioni. Sì, Di staccare ogni tipo di cellulare e terminale. Godiamoci i calci di rigore, in diretta, li commentiamo, li analizziamo, così almeno ci divertiamo un po'. Quello che resta della pizza, ci sono 3 fette ancora, pian pianino, qualcosa accade, eppure si muove. E qua la partita è nervosa. Che Eppure si muove. È giusto. Si andrà ai calci di rigore. Van Gaal intanto punta il dito, indica chi deve tirare e chi no. Si andrà ai calci di rigore. Lo so che nulla è stato previsto perché non immaginavamo una situazione. No, ma noi possiamo andare avanti all'infinito. Una pausa, andiamo avanti, lascio Caccia da solo, mi vado a mangiare la pizzetta. Andiamo avanti, quello che preferisci. Puoi mangiare anche in diretta. Hai 5 minuti di tempo, credo, al massimo, perché poi riprenderanno i calci. Tanto scorrono le immagini dei tempi supplementari. C'è stata la conclusione di Lautaro Martinez, Messi, qui c'è il palo con la conclusione che colpisce il legno e che poteva dare la vittoria all'Argentina. Così non è. Argentina che è già pronta, schierata quasi in campo per i Messi, Di Maria, Lautaro, poi chi c'è di rigorista? Secondo me Tagliafico pure lo batterà. Dici? Sì, Tagliafico è passato anche Paredes, secondo me. Potrebbe tirarlo anche Paredes. Che sta facendo massaggiare dell'Olanda? Dovrebbe essere Dumfries. Sì, numero 2 è Dumfries, sì. Sai, però voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Sì. Giocare anche perché l'acqua ormai è quasi finita nel bicchiere, quindi ormai devi... Sai, arrivare a giocare questi supplementari con il vento in poppa da parte dell'Olanda che aveva, e comunque resistere, tenere botte e poi riuscire quantomeno a riprendersi, a tentare, a sfiorare, purtroppo per sfortuna non fare il 3-2, e comunque voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Certo, ti ritrovi a giocarti ai rigori una gara che avevi vinto a pochi minuti dalla fine. Possiamo dire, secondo me, che in questo momento, nonostante il 2-2, il pareggio subito con i 2 gol, forse l'inerzia, visto gli ultimi minuti, è un po' più verso l'Argentina. Ma decisamente, l'Argentina si è ripresa dallo shock il primo tempo supplementare, l'Argentina ha giocato totalmente in apnea. Era intontita, una squadra che non riusciva a mettere 3 passaggi uno dietro l'altro. Nel finale, col residuo di forze a disposizione, ha tentato un forcing finale. È chiaro che l'ingresso di Di Maria ha dato forze fresche, qualità, giocate, i calci d'angolo, le punizioni, insomma, che abbiamo visto nel finale, che hanno portato almeno a 3/4 opzioni gol limpidissime per l'Argentina. È stata davvero sfortunata, però tanto siparietto con la monetina tra Messi non so francamente come si faccia, però l'Argentina non deve pensare a tutto questo. Batte altrimenti... il primo calcio di rigore l'Olanda con Virgil van Dijk. C'è lui dal dischetto, calcio di rigore, il primo della serie per l'Olanda. In porta ovviamente Martinez, c'è ovviamente l'arbitro che dà le ultime indicazioni sia a Martinez che a Noppert. Martinez sulla linea di porta, Van Dijk contro Martinez, è il primo calcio di rigore della serie. Mi sembra così, diciamo, sereno, esatto. Non è tranquillo, non è tranquillo, calcio di rigore. Vabbè, come lo batte Van Dijk? Calcio di rigore. Forte e centrale, io non mi muoverei. Si attende il fischio dell'arbitro di incorsa breve per Van Dijk, la conclusione, la parata di Martinez, la parata di Martinez, l'angolato è anche tanto. Sì, ma ci è arrivato bene Martinez, ci è arrivato bene Martinez. Però giusto per accontentare il nostro amico ABX che scrive e si diverte, i calci di rigore è una questione di fortuna. Lui però il computer si può anche spegnere in queste situazioni. È una questione di Messi
che qualcuno potrebbe scrivere. Messi sul pallone. calcio di rigore per il primo per l'Argentina, l'ha sbagliato Van Dijk. Messi contro Noppert. Dai Leo, Messi un sorriso. contro Noppert, concentrazione sereno. massima. Noppert che con la testa tocca con la traversa, tocca sotto la traversa, è alto secondo me 3 metri o poco più. Calcio di rigore, Messi contro Ne ha già Noppert. segnato per uno in questa Con partita. il mancino. A questo portiere qui. A sinistra. Fischia l'arbitro, parte Messi! Messi, ma con nonchalance. L'ha battuto con nonchalance, ha esultato, ha spiazzato Noppert, atteso fino all'ultimo il fuoriclasse, così segna un calcio di rigore, così, senza pressione. Senza ghirigori. Guarda, lì, tranquillo, poff, e gliela mette. Non ha fatto nemmeno la finta, ha detto te lo tiro lì. È andato da solo, è andato da solo il portiere a terra, Noppert a terra, calcio di rigore, adesso per l'Olanda. Vediamo chi ci sarà dal dischetto. Pronto a battere il calcio di rigore, Martinez, intanto se la ride l'attaccante dell'Olanda e Martinez gliela fa ridere. Gliela fa ridere Martinez, che balla anche. 2 rigori calciati dall'Olanda. 2 su 2. 2 Tutti e parati. 2 tagliati bene, Esatto, tutti e 2 tirati bene. Questo Due forse e va addirittura Paredes. era tirato meglio del primo. Va Paredes dal dischetto. Paredes mi fa un po' paura. Va Paredes, Martinez esulta, se la gode Martinez, Mamma ne ha mia. parati 2 vabbè. su 2. Questo anche è intuito, questo- era anche potente Sì. questo, non molto angolato, Infatti ma potente, infatti si muove tanto il braccio di Martinez, palla che esce dallo specchio della porta, i tifosi argentini esultano, c'è Paredes dal dischetto contro Noppert, la possibilità di portarsi sul 2-0 per l'Argentina. Fischia l'arbitro. Non abbiamo visto il viso di Paredes. Noppert indica la sua sinistra, parte Paredes! La mette lì dove non può mai arrivarci Noppert. Bene. In questi casi si dice l'ha messa nel ferro. L'ha messa proprio lì dove Noppert, hai voglia, sei alto anche 13 metri, ma non ci arriverai mai. Ha tolto le ragnatele dalla porta. Martinez per il terzo rigore che dovrà provare a parare. Questo è imparabilissimo, non imparabile, Anche imparabilissimo. Kempes. Imparabilissimo. Calcio di rigore. Il terzo della serie per l'Olanda. Martinez, balletto sulla linea di porta, si muove per infastidire, per distrarre il calciatore dell'Olanda che però lo batte bene e trova il gol. È stato Koopmeiners a segnare il gol del 2-1, 1 su 3 per Era centrale, guarda, questo era il l'Olanda. più semplice da parare, incredibile, non ha parato il più semplice. Secondo me ha battezzato un angolo, Martinez e si è trovato si è spiazzato. trovato spiazzato, sì, perché ha fatto il movimento e poi non si è neanche tuffato. Calcio di rigore, il terzo adesso per l'Argentina, che è pronta dal dischetto. Noppert si concentra, prova a neutralizzarlo, ma vediamo che cosa accadrà. L'incorsa lunga fino al centro del campo quasi. Fischia l'arbitro alla conclusione, lo spiazza Montiel. e trova il gol. L'Argentina, il terzo gol ha segnato Molina, Montiel, quindi ha segnato il gol. 3 su 3 per l'Argentina, 3 su 3 Valdano, Jorge Valdano inquadrato. per l'Argentina che esulta È l'Argentina. bello che in tribuna soprattutto l'Argentina abbia sempre Quarto rigore tutto Olanda. il codazzo di ex calciatori importanti che la seguono. Bello davvero. Quarto Weghorst, calcio di rigore. l'autore della Sì, doppietta. l'autore della doppietta contro Martinez, alza le spalle, il respiro profondo, la conclusione, spiazza Martinez e tiene a galla l'Olanda 3-2. Adesso il primo dei rigori decisivi. È il primo dei rigori Giusto? decisivi, sì, primo dei rigori decisivi. Andiamo, tanto È successo qualcosa è anche. Di successo, Maria? perché c'è Dumfries, tanto si piange, i tifosi dell'Argentina che piangono in tribuna, è successo qualcosa. Grandi emozioni. Calcio di rigore è
Questo può essere già decisivo. Questo può essere già decisivo, può regalare l'accesso alle semifinali all'Albiceleste. È pronto Fernandez che ha colpito il palo. Enzo Fernandez. Tira dritto per dritto, Dritto senza... per dritto. Sì, rincorsa alla Neymar. esatto. Rincorsa alla Neymar, anche lui, respiro profondo. Anzi, no. Adesso si sposta la conclusione e la palla fuori. E la palla è fuori. E la palla è fuori. Attenzione. Attenzione. Anche il prossimo è decisivo, se lo sbaglia Sì. l'Olanda ha vinto Sì, l'Argentina. esatto. Sì. Peccato, troppo angolato. La palla è terminata fuori. Ha colpito il palo, ha sbagliato il calcio di rigore. Non era la sua giornata. Non era la sua giornata, era meglio stare De a casa Jong. forse. De Jong per portarsi in parità. Luke De Jong. Martinez, De Jong contro Martinez, dentro 3-3 e adesso il rigore decisivo. E adesso il rigore decisivo per l'Argentina per andare alla semifinale ovviamente o per continuare. È Lautaro Martinez. Altro cartellino giallo intanto che viene mostrato dall'arbitro, altro cartellino giallo, Lautaro Martinez, Io sono un po' preoccupato. anche io, Anche io. devo essere sincero, ecco qua, già il fatto che lui si arrabbi e vada a prendere con forza il pallone allontanando il portiere dell'Olanda, si piange sugli spalti. Martinez contro Noppert. Messi si fa il segno della croce. Pronto a fischiare, parte Martinez! Argentina alle semifinali! Ha siglato il gol decisivo Lautaro Martinez, il toro fa esultare tutta l'Argentina, tutti gli argentini. E possiamo dirlo anche noi. Ma decisamente, ci ha fatto un po' soffrire questa Argentina stasera, ma passa la squadra che secondo me più ha meritato nell'arco dei 120 e passa. Sì, sappiamo 220 minuti di gioco. 660. Abbiamo non lo perso il sappiamo. conto. Ormai siamo arrivati anche quasi alla conclusione di questa. Ma se vuoi potresti restare per la partita di domani. Guarda, quasi. Tanto io ed Emanuele Bernardo siamo abituati alle live reaction delle gare del Napoli che durano 6 ore, quindi figurati, Esatto. per me cominciare alle 19:30 e finire alle 23 è normalità. È il riscaldamento, quindi intanto l'Argentina passa il turno, va alle semifinali e noi ovviamente vi racconteremo la semifinale dell'Argentina martedì 13 alle ore 19:30 in collegamento, alle 20 il fischio d'inizio sarà Argentina contro Croazia e domani si vedranno invece le altre due gare. Intanto i calciatori dell'Olanda che piangono per l'eliminazione, Marocco-Portogallo alle ore 16, Inghilterra-Francia alle ore 20. Non mi resta che ringraziare tutti i nostri ospiti, a partire dai collegamenti con Claudio Russo, con Manuel Guardasole, con la nostra amica Sabrina Uccello che sarà adesso nella piazza di Buenos Aires a festeggiare insieme a tutti gli argentini. In collegamento con noi un ringraziamento va anche a Donato Alfani. Vi ricordo, potete seguire su Calcio Napoli 24 nella giornata di giovedì e di lunedì prossimo 19 l'Italia Sport Awards. Poi un ringraziamento ovviamente va ai miei ospiti qui nello studio di Calcio Napoli 24, al collega Alberto Caccia. Grazie Alberto. Grazie a te Ciro, e buon proseguimento e alla prossima. Un ringraziamento particolare va Massimo D'Alessandro, grazie Ciro, grazie a te, grazie a voi per l'invito, ci sentiamo presto, ci vedremo sicuramente molto presto. Grazie. Vi ricordo gli appuntamenti di Calcio Napoli 24, domani mattina torna la rassegna stampa alle ore 12, Vincenzo Credendino con i suoi ospiti, Calcio Napoli 24 live alle ore 18, The Cape. Per il momento non mi resta che ringraziare il duo delle meraviglie in cabina di regia, Emanuele Bernardo e Vittorio Bernardo. Per il momento
E solo per il momento da Ciro Novellino è tutto. Appuntamento alla prossima. Buonanotte!